Io vi porto il più cordiale saluto della nostra Società Filologica Friulana, a tutti gli amici che partecipano naturalmente dal Friuli, ma anche dalle altre regioni, che appunto partecipano a questa, che è una delle manifestazioni che abbiamo promosso nell'ambito dell'annuale rassegna della Settimana di Culture Furlane, che è questa rassegna regionale che appunto si occupa della promozione, della valorizzazione, dello studio del patrimonio culturale, identitario, storico, friulano. E come sempre un posto di riguardo è dato anche a quella che è la dimensione della scuola, quindi la dimensione della lingua friulana per noi, ma delle lingue regionali in assoluto all'interno della scuola, che vuol dire naturalmente formazione degli insegnanti, sia formazione iniziale che formazione in servizio, ma anche, diciamo, produzione dei materiali didattici naturalmente necessari per i nostri ragazzi, per i nostri bambini. Ecco, partecipano a questa bella iniziativa, partecipano in modo particolare la ANILS, che è l'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere, devo dire in modo particolare della rete delle lingue minoritarie in Italia, no? Perché, come dire, anche le lingue straniere rispetto alle le lingue locali, no? Vivono in una dimensione che è naturalmente diversa, perché la lingua locale è la lingua dell'ambiente, magari la lingua della famiglia, la lingua degli affetti, però vive sempre, diciamo, un rapporto con l'istituzione scuola che è in qualche modo assimilabile con quello della lingua straniera. Ecco, quindi una sorta di lingua ospite, ecco, per quanto riguarda la scuola. Quindi, diciamo, la riflessione che noi vogliamo promuovere questa sera è proprio questa dello spazio che hanno le lingue regionali, le lingue locali, e ascolteremo per questo motivo molti punti di vista di molti colleghi, di molti amici che hanno anche collaborato recentemente a, diciamo, l'edizione di questo volume appunto sulle lingue regionali a scuola, della quale più tardi parlerà un pochino la collega Cecilia Luise. Bene, a me soltanto il compito quindi di portare il saluto della Società Filologica Friulana e di passare la parola alle autorità che appunto anche loro desideravano condividere questo appuntamento, a partire da Peter Cernitz, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, al quale volentieri cedo la parola per un indirizzo di saluto. Prego. Grazie tante. Vorrei dire che per me è un onore poter porgere qui i saluti a nome del direttore generale Beltrame. È un saluto, credetemi, che non vuole essere solo un saluto formale, istituzionale, ma voglio manifestare qui proprio la vicinanza dell'USR a questa tematica che è poi presa anche in esame dal libro. Riflettere sulle lingue regionali a scuola, specialmente in quello che è la nostra regione, che mi permetto di dire che in questo senso veramente un vivo laboratorio, è sicuramente un tema che per noi è importante. Vorrei ricordare che il plurilinguismo caratterizza profondamente il nostro sistema scolastico regionale, in cui convivono vari modelli di insegnamento delle lingue minoritarie e ci sono molti e diversi modelli anche didattici e metodologici che fanno parte dell'esperienza che la scuola in regione fa. Sinceramente devo dire che leggendo un po' il libro mi ha incuriosito molto l'osservazione fatta da Rosalba Perini, che si chiede se le performance elevate dei nostri studenti, accanto certo ad altri fattori di contesto, siano in qualche modo influenzate dal valore aggiunto di capacità cognitive e metacognitive che la pluralità di lingue genera e induce negli allievi. Secondo me si tratta di un'ipotesi che va certamente approfondita, ma mi sembra però molto in linea con quello che sono state le motivazioni storiche che già nel Settecento hanno spinto stati plurietnici come l'Austria asburgica a utilizzare le lingue dei territori nei processi di scolarizzazione, per creare dunque
delle condizioni di apprendimento molto più favorevoli alla popolazione e dunque ottenere anche facilmente degli standard di scolarizzazione alti. Perciò mi permetto di dire che a 20 anni adesso, dalla 482, si può osservare in Friuli, Venezia Giulia, generalmente, almeno per quanto concerne l'osservazione dell'ufficio scolastico regionale, un clima molto aperto nel confronto delle lingue minoritarie, che molto spesso sono diventate una parte dei curricoli formativi delle singole scuole autonome, e sono proprio le scuole autonome a portare avanti questo discorso come un valore. Però non vorrei divagare, non vorrei essere troppo lungo, permettetemi solo una piccola e brevissima riflessione specifica su quello che è concretamente, almeno dal nostro punto di vista, il modello friulano, cioè l'insegnamento del friulano a scuola. Da dirigente tecnico incardinato presso l'USR, ma anche un po' da storico, non posso fare a meno di osservare come nello scorso decennio si sia riuscito a far funzionare una macchina complessa che in questo momento riesce ad erogare un servizio di insegnamento del friulano rivolto ad un'utenza che, come risulta anche dai dati ben documentati nel libro, supera nel 2019-2020 le 37.000 unità tra scuola pubblica e paritaria. Credo che questo è un grande successo da non sottovalutare e anzi da valorizzare. Però credo anche che non bisogna fermarsi qui, cioè bisogna continuare a guardare avanti. Pertanto, per usare una metafora un po' prosaica, se prima ho parlato di macchina, no? Come si dice, ad ogni macchina bisogna cominciare a fare dei regolari tagliandi di controllo per capire se c'è bisogno di intervenire nei meccanismi e per capire come poi regolare questi meccanismi, inserendo magari le modifiche che ci consentono un po' di viaggiare in una maggiore sicurezza e magari aiutano la macchina a raggiungere delle prestazioni un po' ancora più alte. So bene che qui siete radunati in molti che state guardando avanti e cercate di portare avanti un discorso importante. Io credo che la chiave, quello che l'USR auspica, è di mettere insieme tutti questi soggetti che guardano avanti, tutti quei soggetti individuati sia dalla legge 29 che dai successivi regolamenti e piani, per riuscire a sviluppare quello che è già stato fatto e portarlo in una dimensione ancora migliore. Per quanto concerne l'USR, mi sembra giusto esporre in questa sede, porre l'accento su due questioni che secondo noi sono fondamentali in questo periodo e due problemi su cui stiamo riflettendo. Il primo è quello di riuscire a garantire con docenti formati una così importante domanda di insegnamento del friulano all'interno del sistema scuola regionale, proprio per dare sicurezza a questa macchina che si è messa in moto e insomma mi sembra abbia prodotto risultati ottimi. E il secondo è quello di approfondire insieme, facendo una riflessione insieme, su una ulteriore articolazione del curricolo del friulano, che è già previsto nel piano, in modo da poter però articolare i traguardi di apprendimento specifici, non solo per singoli gradi di scuola, cosa che è già prevista, ma anche per fasce d'età, armonizzando il tutto con quello che sono le indicazioni nazionali del curriculum riviste nel 2018. Ecco, perciò adesso nel ringraziare gli organizzatori e gli autori del libro, auguro a voi tutti che la presentazione e il dibattito sia un momento di scambio e di riflessione, in cui il confronto di idee e proposte possa, riprendendo la mia un po' prosaica metafora, portare a questa macchina tutto ciò che serve affinché l'insegnamento del friulano possa raggiungere traguardi sempre più alti. Grazie. Bene, grazie molte dell'augurio che naturalmente ci fa piacere, come anche di questa prospettiva sicuramente che dovrebbe portarci a consolidare, no? Quelle che si chiamano
adesso le buone pratiche, e come buona pratica devo dire veramente, devo ringraziare tutta la struttura del nostro DocuScuole, che è il centro di documentazione e di ricerca appunto sulla scuola friulana, che così bene sta diciamo facendo negli ultimi anni. E fa molto bene il nostro DocuScuole, soprattutto perché si giova anche di una collaborazione istituzionale importante, direi fondamentale, con l'ARLEF, no? Che è la nostra Agenzia Regionale per le Lingue Furlane, che dovrebbe essere collegato anche lui, il presidente, Eros Cisilino, che però non vedo adesso sullo schermo. Antonella, aiutami se è collegato. No, Ecco, no, diciamo, non risulta. non è collegato. Nel caso che si colleghi più tardi magari gli diamo spazio per un saluto, ma appunto passiamo, diciamo, dalla parte dall'ufficio scolastico regionale, quindi dalla parte ministeriale passiamo alla parte regionale. È con noi la dottoressa Chetti Segatti della Direzione Centrale Lavoro, No. Formazione e Istruzione. No. Non la vedo, a meno che non sia entrata con un altro nominativo. No. Bene, allora direi di continuare con questa gestione, cioè che è un pochino meno paludata, no? Di quella normale quando ci si trova in queste assisi, no? Ecco, quindi allora invece abbiamo con noi invece la dottoressa Schirru, Elisabetta Schirru, del Servizio della Lingua e Cultura Sarda, della Direzione Generale dei Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna, alla quale passo volentieri la parola per un indirizzo di saluto. La ringrazio, saluti a tutti, porto i saluti dalla Regione Sardegna e sono contenta di essere per la prima volta da quando sono direttore del servizio in un evento che mette a confronto le lingue minoritarie. Io sono arrivata nel settembre del 2019. Ho avuto delle discussioni molto interessanti, in particolare sulla scuola con Rosalba Perini, che è già stata nominata, dopodiché è arrivato il coronavirus e come dire, ci siamo concentrati sul portare avanti le attività, purtroppo con pochi contatti sia verso l'esterno e devo dire purtroppo anche verso l'interno. Avremmo gradito fare riunioni di coordinamento territoriale, riunioni di animazione, che purtroppo insomma sono state poche, tutte in videoconferenza. Noi in Sardegna abbiamo una legge regionale del 2018 che di fatto ridisegna tutta la politica linguistica per il sardo, per il catalano di Alghero e per le varietà alloglotte che noi abbiamo nella nostra regione. Questa legge dà un'importanza fondamentale all'utilizzo delle lingue minoritarie nella scuola. La Regione Sardegna aveva già insegnato le lingue minoritarie a scuola con una sperimentazione per una decina d'anni, però adesso questa legge si rifà molto all'esperienza del Friuli. Lo stesso legislatore ha fatto uno studio comparativo di quello che già c'era in Italia, per cui abbiamo una base giuridica che ci permette di entrare nell'orario curriculare con dei docenti che insegnano la lingua minoritaria, non più solamente degli esperti che devono affiancarsi a loro volta dei docenti che già stanno dentro la scuola. Poi c'è l'intervento appunto anche tramite laboratori extracurriculari e via dicendo. Quindi anche noi abbiamo subito iniziato a lavorare con l'ufficio scolastico regionale, abbiamo avuto un protocollo d'intesa e quest'anno abbiamo finanziato i primi progetti. Con estrema fatica, perché purtroppo le autonomie scolastiche erano concentrate su altro, quindi non abbiamo avuto il responso che ci aspettavamo, però sono stati attivati veramente tanti progetti. Adesso tra qualche mese vedremo come questi progetti sono andati. Tra l'altro la nostra norma prevede anche una cosa molto avveriristica, cioè la certificazione della lingua minoritaria, quindi sia del sardo che del catalano di Alghero. Noi stiamo già lavorando con il Comune di Alghero per il catalano di Alghero, con l'università, per quanto riguarda appunto l'impianto di questa certificazione, che dovrebbe addirittura essere a livello C1 per gli insegnanti che
che vogliano appunto insegnare il sardo all'interno della scuola. Contestualmente stiamo anche lavorando molto sulla formazione. Gli insegnanti iscritti al nostro elenco dei docenti che sono entrati a scuola quest'anno hanno avuto una formazione fatta dalla Regione Sardegna online, ovviamente, e stiamo anche prevedendo di finanziare, sempre con l'università, delle azioni formative che siano un po' più a regime rispetto a quanto fatto sinora. Ad esempio un master in didattica del sardo con l'Università di Cagliari, e poi l'Università di Sassari è riuscita a farsi approvare proprio un corso di linguistica sarda per il prossimo anno. Quindi abbiamo tante cose in ballo, molto sfidanti. Speriamo appunto di riuscire a portare avanti nel miglior modo possibile, anche grazie al confronto, ai momenti di confronto come questo, che per noi sono assolutamente importanti. Ringrazio tutti. Grazie molte direttrice del suo saluto, delle sue parole. Sì, diciamo, cioè, sicuramente condividiamo molti di questi problemi, diciamo, no? Cioè, che vuol dire dare continuità alle varie iniziative formative, no? Quindi sia per quanto riguarda una forma di master, quanto riguarda un curriculum specifico per formazione primaria. E diciamo, cioè, la sfida è proprio quello di dare continuità a queste azioni e cercare di raggiungere i numeri che sono quelli necessari, insomma, per la scuola, perché mi riferisco anche a quella che è la gestione per quanto riguarda noi, già diciamo, cioè, degli elenchi, no? Diciamo, cioè, degli elenchi degli insegnanti con competenze certificate che appunto superano ormai le 1500 unità. Ecco, quindi diciamo, cioè, che la gestione di tutto questo corpo docente chiaramente presenta delle difficoltà anche, diciamo, cioè, per la formazione continua. Bene, allora quindi io saluto anche tutti gli altri amici, tutti gli altri colleghi che si sono via via collegati. Saluto l'assessora Ase Battaglia del Comune di Udine, anche lei molto attenta alle questioni della scuola, e non essendoci quindi altri saluti tra quelli che erano previsti, io passo la parola per la prima parte del nostro incontro a Maria Cecilia Luise, che appunto governerà la prima parte del nostro convegno. Ecco, Cecilia, ti passo la parola. Adesso tu fai. Grazie Federico. Bene, allora la parola passa a me per aprire la parte più scientifica, chiamiamola così, di questo incontro sulle lingue minoritarie a scuola. Come aveva già detto Federico prima di me, l'occasione per trovarci qui oggi è data dall'uscita di questo volume Le lingue regionali a scuola, competenze e certificazione didattica del docente di friulano e sardo, che è stato pubblicato da UTET Università qualche mese fa e che è stato curato appunto da Federico Vicario e da me. È un volume che vuole proporre una riflessione sul tema delle lingue minoritarie a scuola, che parte dalla normativa di tutela e dalle esperienze condotte negli ultimi anni per affrontare quello che a nostro parere è un problema cruciale, che è quello della formazione del docente di lingua minoritaria. La definizione del profilo e delle abilità degli insegnanti e una certificazione non soltanto linguistica, la certificazione linguistica sicuramente importante, ma noi ci siamo soffermati sulla certificazione delle competenze didattiche e glottodidattiche. Ecco, quindi la definizione del profilo dell'insegnante, la certificazione delle competenze glottodidattiche, a nostro parere, sono necessari per garantire l'erogazione di un servizio di qualità e un servizio omogeneo in tutta l'area nella quale insiste una lingua minoritaria.
Nel volume questa riflessione è stata condotta puntando in maniera esemplificativa sul friulano e sul sardo, cioè sulle due lingue non alloglotte più numerose e coese sul territorio italiano. Ma la prospettiva sia nella riflessione, sia appunto anche all'interno del volume, viene aperta anche a tutte le lingue minoritarie che sono tutelate e insegnate a scuola in Italia. Quindi la questione centrale del volume, ma anche poi di questo incontro che stiamo facendo oggi, riguarda l'erogazione di una buona didattica, che a nostro parere significa da un lato produrre materiali didattici anche interattivi, anche multimediali di qualità e soprattutto garantirne la disponibilità, la condivisione e la trasmissione tra i colleghi. In questo vorrei fare un piccolissimo cenno al ruolo che può avere una iniziativa come può essere quella di ANILS, dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere, della quale sono presidente, che appunto ha voluto creare questa rete tematica di insegnanti di lingue minoritarie proprio per cominciare a mettere in contatto queste realtà che molto spesso non sono in contatto nella quotidianità dell'opera scolastica. Quindi erogazione della buona didattica, da una parte produrre materiali didattici e renderli disponibili, dall'altra garantire insegnanti di qualità. Ecco, questi due temi saranno al centro della tavola rotonda che costituirà la seconda parte di questo pomeriggio. Nella prima parte invece abbiamo invitato 3 relatori che sono tra le persone che più in Italia hanno lavorato e lavorano, Daniela Marrocchi e Gabriele Iannoccaro, per l'insegnamento delle lingue minoritarie a scuola, e invece Paolo Balboni per la formazione dei docenti di lingue. Li presento brevemente in ordine di apparizione e poi darò la parola direttamente a loro. Paolo Balboni, oggi professore onorario di didattica delle lingue moderne all'Università Ca' Foscari di Firenze, ha una vastissima produzione scientifica che spazia dalla didattica dell'italiano a stranieri alla comunicazione interculturale, dalla storia dell'insegnamento linguistico in Italia alla formazione dei docenti di lingue, dagli studi comparati tra lingue e romanze alla didattica del plurilinguismo. Ha inoltre collaborato con istituzioni nazionali e internazionali in progetti per la definizione di politica linguistica per la formazione degli insegnanti. Oggi è qui con noi principalmente in veste di direttore della collana dell'editore UTET Università, Le lingue di Babele, all'interno della quale è stato pubblicato il volume Le lingue regionali a scuola. Daniela Marrocchi invece è dirigente tecnico del MIUR, all'interno del quale ha svolto e continua a svolgere numerosi incarichi, in particolare in riferimento al tema che trattiamo oggi. Il suo impegno per le lingue minoritarie, per il loro insegnamento, sono testimoniate da numerosi incarichi che ha avuto all'interno per esempio del gruppo di lavoro incaricato di elaborare criteri e priorità di intervento a supporto delle scuole appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, come rappresentante del MIUR nel comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Gabriele Iannoccaro, invece professore di glottologia linguistica presso l'Università Bicocca di Milano, anche lui ha numerosissimi temi di interessi, di ricerca, ma all'interno di questi un posto significativo hanno le lingue minoritarie, alle quali ha dedicato numerose pubblicazioni. Ricordiamo soltanto lo studio del 2010, Lingue di minoranza a scuola, a 10 anni dalla legge 482 del 99, e anche lui ha collaborato con il MIUR in qualità di membro di gruppi di esperti sulle minoranze linguistiche,
Si è occupato inoltre anche direttamente di formazione degli insegnanti di lingue minoritarie ed è stato anche nel comitato scientifico del Master per la formazione per docenti in lingua sarda dell'Università di Cagliari, che è stato portato avanti qualche anno fa, per qualche anno, dall'Università appunto di Cagliari. Io mi fermo qui con la mia presentazione e passo direttamente la parola al primo dei nostri tre ospiti. Quindi passo la parola al professor Paolo Balboni e poi a Daniela Marrocchi e a Gabriele Lianò. Ho riattivato l'audio e posso quindi brevemente spiegare perché sono qui. Allora, avrò due cappelli. Il primo è quello di cui ha già parlato la professoressa Luise, come direttore di una collana ormai pluridecennale, che è Le lingue di Babele di UTET, che incominciò quando UTET era ancora una realtà autonoma. Oggi, come forse molti sanno, è un marchio di una realtà editoriale mega internazionale, cioè il gruppo De Agostini. Far accettare a questi gruppi che badano ai bilanci e non ai progetti editoriali un volume è sempre un'impresa. Qua però l'impresa era abbastanza facile perché si inseriva in tutto quello che questa collana sta cercando di fare negli ultimi anni, che è quello di allargarsi dalla primitiva matrice, che a seconda di come la si vuol chiamare era glottodidattica, termine nato negli anni 50, c'era la glottologia e la glottodidattica, o edulinguistica, sociolinguistica, pragmalinguistica, etnolinguistica, edulinguistica, calcato su Educational Linguistics, che dagli anni 90 gira nel mondo. In realtà, negli ultimi anni siamo andati molto avanti in questa collana in discorsi di sociolinguistica educativa, da un lato, e dall'altro in discorsi di intercomprensione tra lingue romanze. Esistono moltissimi progetti europei su questo, con enormi finanziamenti, proprio per far sì che all'interno delle lingue romanze, che hanno una struttura generale della lingua e in parte anche di lessico abbastanza sovrapponibili, e quindi dove è possibile un'intercomprensione, anche un'interproduzione, ma quella va più insegnata. Ecco, dicevo, ci sono dei progetti di questo tipo per far sì che all'interno di questo mondo molto compatto che c'è in Europa, ma con espansioni che sono l'America Latina e tutte le ex colonie portoghesi o ispanofone in Asia e in Africa, che si giochi molto su questa possibilità di partire facilitati. Allora, abbiamo fatto vari volumi di sociolinguistica educativa e di intercomprensione tra lingue romanze. E quindi questo volume era perfettamente all'interno di un progetto che va avanti con UTET. E che devo dire UTET apprezza molto. Infatti non ho dovuto lottare per niente per farlo approvare. E questo era il cappello editoriale. Il cappello invece di 45 anni di studio. Bilinguismo e politica linguistica. È stato quello da cui ho cominciato. Nel 79 ho pubblicato un volume sull'educazione bilingue in Alsazia, era. Poi l'anno dopo nella Val d'Aosta, poi nei Paesi Baschi, poi di politica linguistica europea, poi ho curato per anni in provincia di Trento tutti i progetti di bilinguismo o trilinguismo in molti casi. Sarò a Capodistria, quindi sotto casa vostra a luglio, dove ci sarà un convegno
sul bilinguismo e l'educazione bilingue, dove mi è stato chiesto di portare avanti tutte le ricerche relative al cosiddetto darwinismo linguistico, cioè la sopravvivenza delle lingue più adatte ai contesti nuovi che si sono venuti creando con l'Unione Europea, con tutto quello che è internet, con la mobilità, con Erasmus e così via. Allora, in tutti questi anni di studio, il leitmotiv, che poi si applica perfettamente a queste lingue regionali, come si applicava in Val d'Aosta, in Alsazia, nei Paesi Baschi e in altre parti, è che cioè è velleitario pensare di mantenere, ripeto, parlo da studioso del darwinismo linguistico, quindi proprio di sopravvivenza della specie in questo caso. È molto difficile fare sopravvivere lingue meno parlate quando non c'è un impianto di insegnamento di quelle lingue che sia quantomeno pari, ma se deve colmare un differenziale è meglio che sia superiore alla professionalità degli insegnanti delle lingue cannibali, delle lingue voraci, vulgo dell'inglese e, per quanto riguarda sardo e furlano, dell'italiano. L'insegnante di sardo e di friulano deve essere molto più attrezzato dell'insegnante di italiano e di inglese, e ricordiamo che gli insegnanti soprattutto di lingua straniera hanno avuto possibilità e investimenti immani per la loro formazione e in molti casi sono davvero eccellenti ormai. L'insegnante delle lingue regionali deve essere almeno pari, altrimenti già nella percezione degli studenti, soprattutto se non sono, come diceva Pizzolusso, un antico giurolinguista di Pisa, se non hanno l'animus per la difesa della loro lingua regionale, sono perdenti. Non sto parlando di cosa sia giusto, cosa sia ingiusto, cosa sia bello, cosa sia brutto, ecologia linguistica, ecologia culturale. Se uno deve parlare in termini appunto molto pratici e tecnici, ed è quello che faccio dal 79 su queste cose, dal 77 per la precisione, l'unica è vedere il risultato, e il risultato si ottiene solo, non è una condizione sufficiente, ma è assolutamente necessaria e prioritaria, solo se gli insegnanti sono in grado di competere. Come formare questi insegnanti? Come la professoressa Luisa è la presidente dell'ANILS, un'associazione che della formazione degli insegnanti dal 49, quindi è più giovane di me, ha fatto uno dei suoi punti di forza, sta preparando videocorsi, sta preparando delle guide all'insegnamento online, sta elaborando e sto collaborando fortemente a un modello totalmente nuovo di formazione, che non abbia il guru che va al gruppo in formazione a spezzare il pane della scienza, poi se ne va in stazione e scompare, ma che sia una formazione che nasce dalla scuola, contatta la ricerca e ritorna ad avere effetti nella scuola, condotta da tutor che vengono dalla scuola, che vengono dalle associazioni, che vengono dagli uffici regionali scolastici, cioè da persone che sanno come funziona il meccanismo, ma che si affidano alla ricerca per avere tutto un input da inserire, modelli su cui si potrà parlare se a qualcuno interessa a nostro tempo. Ma la cosa fondamentale è proprio fare progetti di formazione, e questo libro nasce proprio per dare le prime basi per la formazione, un primo materiale di base per la formazione. Formazione che non può essere inventata ogni volta ex novo. Ne esistono già tante esperienze, ma soprattutto
Se come in questo libro Friuli e Sardegna pensano a essere coerenti, ad andare avanti insieme, vuol dire che si risparmia metà della fatica progettuale e concettuale nella definizione di che cos'è un insegnante di una lingua regionale, con uno, che cos'è? Che cosa significa sapere una lingua regionale? Risposta nulla affatto facile ed estremamente diversa dalla risposta che si dà a quadro comune europeo a cosa significa sapere una lingua non nativa o una lingua franca come l'inglese. Sapere come relazionarsi con gli altri insegnanti di lingue presenti nella scuola, quindi lingue straniere, lingue classiche, che sono fondamentali per il lapsus, ma ovvio, per il furlano e per il sardo, e insegnanti di italiano. Sapere quindi come relazionarsi, come integrarsi, che ruolo hanno, come presentarsi agli studenti, per non essere presi per quelli del folklore, per quelli che vengono a raccontare le vecchie storie dei nonni. Cioè c'è tutto un problema, ma non di elaborazione. Questi discorsi nel libro ci sono già, di metodologia di passaggio di queste informazioni dagli autori di questo libro e di tutte le pubblicazioni che ci sono, e sono tante, sulla didattica delle lingue regionali in Italia e in Europa, perché il problema non è italiano, e in Europa tutti i programmi che dicevamo di intercomprensione, ho cominciato a lavorarci quando ero a Siena, quindi nel 94, con l'Università di Barcellona e con altre università di lingue regionali, Galizia, in Belgio e così via. Cioè ci sono esperienze di formazione. Non c'è da inventare la ruota, ma c'è da ricordare solo, e con questo chiudo, che o gli insegnanti che vanno in classe portano un messaggio vincente di una lingua viva e che vale la pena conoscere, o l'investimento in sforzo personale ed economico e organizzativo da parte delle regioni e delle scuole è uno sforzo vano, perché le lingue cannibali alla fine prevalgono. Il vecchio Darwin su questo non ci lascia spazio. Quindi Cecilia Luise, esperta di formazione, ce l'avete lì. Quindi mi riaffido a lei e ringrazio per l'invito. Grazie Paolo, sempre molto chiaro e diretto al punto. Benissimo, allora passo la parola alla seconda relatrice di oggi, che è Daniela Marrocchi. Grazie a voi innanzitutto per l'invito. Per me è sempre un piacere essere presenti quando si parla di lingue di minoranza. Io mi occupo al Ministero dell'Istruzione di lingue di minoranza da circa 5 anni, da quando sono arrivata, e devo dire che si è aperto un mondo veramente interessante. Io sicuramente non sono una studiosa di lingue di minoranza, ma con il mio i compiti che mi sono stati affidati all'interno del Ministero, soprattutto della direzione ordinamenti, è quello di dare proprio supporto alle scuole nell'ambito dell'insegnamento delle lingue di minoranza. Io ho preparato una presentazione che voglio appunto condividere con voi, che prende, diciamo, il titolo dal seminario nazionale alle rete nazionale, perché vuole partire proprio da quanto abbiamo cercato di fare nel 2019 rispetto al seminario nazionale in occasione appunto del ventennale della 482. Diciamo che è stato un seminario che non voleva essere soltanto un momento celebrativo della 482, quanto piuttosto ha voluto essere un momento di riflessione e di confronto sull'insegnamento delle lingue di minoranza, in cui però fossero protagoniste le scuole con le attività progettuali che nel corso del tempo hanno portato avanti, e
sulla base, diciamo, dei finanziamenti che il Ministero dell'Istruzione ha dato nel corso degli anni, che per la verità nel corso degli anni sono anche molto diminuiti, purtroppo. Ma mi piace innanzitutto fare una sorta di passo indietro, tanto per spiegare qual è la cornice culturale del seminario di allora, ma diciamo in generale delle lingue di minoranza a scuola, e che è quello che poi si è già in parte detto, cioè un'educazione plurilingue che valorizza le diversità culturali, li considera come una ricchezza da valorizzare. E devo dire che questa idea di educazione plurilingue, di interculturalità, la ritroviamo in una cornice più ampia, che è quella europea, come diceva prima il professor Balboni, ma diciamo, a livello nazionale noi la ritroviamo soprattutto nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo 2012, che costituiscono il punto di riferimento di qualsiasi istituzione scolastica, soprattutto istituzione scolastica del primo ciclo. E nelle indicazioni nazionali in più punti si fa questo riferimento alla valorizzazione linguistica, della diversità linguistica e della lingua come strumento culturale per l'esercizio della cittadinanza. Si parla cioè di lingua materna, così come anche di lingua della scolarizzazione o di altre lingue, come ciò che permette al soggetto di sviluppare pienamente la propria identità. Quindi in questo senso valorizzare la diversità come presupposto dell'inclusione sociale e della partecipazione democratica. Quindi non si fa riferimento soltanto alla lingua del bambino straniero, ma anche perché no, anche la lingua di minoranza. Io qui ho inserito in questa slide molto così densa alcuni altri passi che possono essere ritrovati nell'ambito delle indicazioni nazionali, laddove si parla appunto di ricchezza e varietà delle lingue minoritarie, si parla di italiano che per certi versi è diventata una seconda lingua, laddove nella classe troviamo appunto bambini bambini stranieri o bambini che magari hanno una prevalenza del dialetto o appunto come in questo caso provengono da zone in cui si parla una lingua minoritaria. Quello che è importante è partire appunto dall'idioma nativo, dalla lingua madre. E le indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018 rafforzano ancora questa idea, appunto come dicevo prima, della lingua come strumento di partecipazione democratica. Peraltro la stessa raccomandazione del 2018 per le competenze chiave per l'apprendimento prevede una competenza multilinguistica e anche qui mi piace sottolineare come si parli di rispetto per la lingua materna, che va valorizzata insieme nella dialettica con la lingua ufficiale. E quando si parla quindi di competenze linguistiche si comprende anche una dimensione storica e una dimensione interculturale. E diciamo che ovviamente nell'ambito dell'insegnamento delle lingue di minoranza il nostro punto di riferimento è la 482 e soprattutto nell'articolo 4, che appunto è quello specifico per l'insegnamento delle lingue di minoranza, laddove si parla appunto di utilizzo della lingua minoritaria per le attività educative nelle scuole materne. Si utilizzava ancora ovviamente nel 99 il termine scuole materne, e addirittura come strumento di insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, lasciando poi alle istituzioni scolastiche, appunto nell'ambito della propria autonomia, di poter deliberare modalità di svolgimento delle attività, quindi tempi, le metodologie, i criteri di valutazione e così via. Ma quello che diciamo interessa più di vicino al Ministero dell'Istruzione è l'articolo 5, perché al Ministero dell'Istruzione compete il ruolo di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali e appartenenze alle minoranze linguistiche. Quindi, come dicevo, nel corso degli anni
sono stati finanziati diversi progetti, che vengono appunto presentati delle scuole, che di solito si costituiscono in rete proprio per cercare di creare questo confronto che è tanto più proficuo quanto più coinvolge anche scuole appartenenti a lingue diverse, e in un, diciamo, un progetto che poi si articola, si prevede che si articoli anche in più anni, almeno 2 anni, in modo da garantire una certa continuità nel tempo. Ma per tornare appunto al seminario di cui facevo cenno all'inizio, volevo sottolineare proprio il fatto che nell'occasione di questo seminario l'intenzione è stata quella di valorizzare le esperienze delle scuole, soprattutto cercare di mettere insieme queste esperienze, di poter effettuare questo confronto. Tant'è che una parte centrale appunto del seminario, tra l'altro gli atti del seminario, apro una piccola parentesi, sono stati raccolti in una pubblicazione che è appunto Lingue di minoranza a scuola nel ventennale della 482, che verrà a breve consegnato alle scuole che hanno partecipato. Devo dire che il seminario si è tenuto presso la scuola Ladina di Fassa e c'è stata la grandissima collaborazione dell'Olfed, del dottor Iori, che oggi qui è presente, e sia nell'organizzazione del seminario sia poi nella tutta la fase successiva anche della raccolta degli atti per quanto riguarda appunto questa piccola pubblicazione che abbiamo cercato di realizzare appunto con le nostre forze. Come dicevo, la parte centrale proprio di questo seminario è stato il confronto tra le scuole. Cioè le scuole hanno partecipato, sono state raggruppate per così dire in 6 workshop paralleli in cui c'era una tematica prevalente, e hanno avuto la possibilità appunto di presentare proprie esperienze per poi effettuare una riflessione comune e anche individuare aspetti positivi, negativi, anche aspettative rispetto appunto all'insegnamento delle lingue di minoranza, e così come rilevate da coloro che lo vivono direttamente, lo vivono sul campo. Il primo workshop era proprio relativo alla lingua in sé, intitolato appunto Apprendere la lingua, apprendere con la lingua. Quindi la lingua vista da 2 punti di vista, cioè dell'apprendimento della lingua stessa e l'apprendimento invece con la lingua, quindi in funzione veicolare. E devo dire che qui c'è stato anche il confronto tra le diverse realtà delle lingue che abbiamo in Italia, perché ci sono lingue che, come diceva prima il professor Balboni, sono in via di estinzione, quindi in quel caso si tratta magari proprio di insegnare la lingua in sé, perché il bambino che si trova a scuola non la conosce proprio, magari è una lingua di un suo lontano parente, del suo nonno, ma non c'è questo uso vivo della lingua. In altre situazioni invece c'è la possibilità di poter effettuare, per così dire, un passo in più, cioè andare invece a utilizzare la lingua di minoranza proprio come strumento anche per lo studio, volendo. Un altro workshop invece andava più a individuare percorsi didattici di riscoperta dell'identità culturale che c'è dietro una lingua di minoranza, attraverso appunto varie forme culturali. E in qualche modo adesso è collegato anche il terzo workshop che riguarda proprio lingua e linguaggi artistici, quindi anche percorsi didattici che valorizzano la lingua attraverso diversi linguaggi artistici e performativi. Rispetto invece ai materiali didattici di cui si è parlato anche prima, c'è stato un altro workshop che invece metteva insieme diverse esperienze rispetto alla produzione di materiali didattici anche con l'uso delle tecnologie digitali per poter anche mettere a disposizione delle altre scuole dei supporti che possano essere considerati trasferibili. Un
diciamo un workshop, se vogliamo dire, per così dire, a sé stante o comunque molto, molto particolare, devo dire complesso, su cui ci sono state numerose riflessioni, era quello che invece riguardava la valutazione e la certificazione delle lingue di minoranza dal punto di vista dello studente, cioè si è riflettuto sul concetto di competenza linguistica, sull'elaborazione di strumenti finalizzati alla sua valutazione, un po' anche in correlazione con il fatto che dal 2017 nella scuola è previsto una certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado, e quindi si è discusso se e come utilizzare quella certificazione anche per una certificazione della lingua di minoranza, se considerarla a sé stante oppure nell'ambito di una competenza più ampia che è la competenza appunto multilinguistica, e anche eventualmente per la costruzione di rubriche valutative proprio per la valutazione in sé. E l'ultimo workshop è quello che invece andava ad esplorare, per così dire, la parte dell'alleanza, della sinergia che le scuole hanno con il territorio attraverso reti e partenariati, perché ovviamente la scuola non può lavorare da sola sotto questo aspetto, e anzi è importante il rapporto con gli enti, le istituzioni, le associazioni, centri di ricerca, università ovviamente presenti sul territorio, che possono fornire un grande supporto alle scuole stesse. Quali sono stati quindi, diciamo, gli aspetti che sono emersi da questo seminario e che poi in qualche modo ci sono stati utili anche per il proseguo? Intanto vari aspetti positivi. Il primo aspetto positivo è proprio l'entusiasmo che è emerso dalla partecipazione di queste scuole che proprio sono risultate essere molto attive e vivaci, con docenti e dirigenti scolastici molto motivati, e una grande varietà e diversità di esperienze che però sono state viste come proprio in un'ottica di confronto, di apertura anche tra scuole provenienti da realtà completamente diverse. Il nostro stivale, come si dice, è lungo, le realtà delle lingue di minoranza sono altrettanto diverse l'una dall'altra, però questo ha creato proprio veramente un grande entusiasmo io parlo di scuole, ovviamente parlo di coloro che lavorano nelle scuole e che si sono confrontati fortemente, così come hanno comunque sottolineato che c'è una grande collaborazione con le famiglie e con il territorio. Sono state poi messe in luce anche le varie metodologie didattiche che vengono utilizzate, che partono dai bisogni linguistici dei bambini, degli alunni più in generale, così come comunque costante riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo, come dicevo prima. Tra l'altro nel corso degli anni, hanno sottolineato gli stessi operatori, sono nate nuove consapevolezze, ad esempio appunto i vantaggi cognitivi che derivano dal bilinguismo, e perché no anche dal bilinguismo con lingue di minoranza. D'altronde la lingua di minoranza è una lingua e quindi, come tutte le lingue, ha quelle caratteristiche che poi la riportano anche a un concetto di identità, di consapevolezza, di appartenenza alla comunità. In questo senso il legame tra la lingua e la comunità viene vista anche come uno strumento di integrazione. Penso anche agli alunni stranieri che vogliono imparare una lingua di minoranza, vogliono che a scuola lo si faccia, perché è per loro uno strumento per sentirsi parte della comunità in cui vivono. E quindi diciamo anche il concetto della lingua come espressione del pensiero, di cui parlavo precedentemente, o comunque il fatto che la lingua di minoranza non è alternativa alla lingua di scolarizzazione, ma la affianca nel senso di una più ampia competenza multilinguistica. Questi, diciamo, sono tutti gli aspetti positivi che sono emersi, però questo non vuol dire che non ci siano delle cosiddette ombre. Intanto continuano a rimanere molti pregiudizi linguistici e molti docenti sottolineavano questi pregiudizi da parte delle famiglie, spesso, che ritengono che lo studio delle lingue deve riguardare le lingue che sono più prestigiose o comunque che in qualche modo hanno un'utilità pratica, per cui la lingua di minoranza non viene considerata tale. L'altro problema, l'altra ombra, diciamo così,
è la diffusione non omogenea delle diverse lingue di minoranza. Lo stavamo dicendo anche prima, perché ci sono lingue che sono veramente a rischio di estinzione, e quindi queste proprio hanno necessità di un maggior supporto. Il problema è che però è anche legato al fatto che le lingue di minoranza sono a livello normativo anche molto legate, a parte una cornice generale delle norme nazionali, alle politiche linguistiche regionali. Quindi lì dove le politiche linguistiche regionali sono più all'avanguardia, permettetemi su questo termine, come appunto accade in Friuli Venezia Giulia, dove c'è il supporto appunto della regione, c'è il supporto dell'Arlef, anche si parlava prima della Sardegna, che ha una nuova politica regionale. Dicevo, in tutti questi casi c'è una tutela, diciamo, a una velocità più ampia, in altri casi minore, per cui queste differenziazioni poi pesano notevolmente nell'insegnamento della lingua, e pesano anche nel senso che la mancanza di organicità e sistematicità degli interventi anche a livello nazionale comporta appunto a volte anche una certa estemporaneità. Penso al fatto che per esempio questi progetti che il Ministero finanzia molto spesso sono rimessi alla sensibilità e al volontariato di coloro che ci credono, dei dirigenti scolastici o del docente che appunto crede a questo progetto, e di conseguenza nel momento in cui il dirigente scolastico è in pensione viene trasferito, quindi si viene a perdere tutto. E quindi questo determina una mancanza appunto di continuità, legata anche al fatto, come dicevo prima, che i fondi nel tempo sono andati sempre più diminuendo. E poi c'è il problema della una formazione non sempre adeguata dei docenti, ed è questo, mi sembra, il tema su cui oggi si incentrerà questo evento. Però questo non vuol dire che al termine del seminario ci si è lasciati soltanto, diciamo, con uno sguardo al passato, ma si è cercato di vedere anche quali sono le prospettive future. E devo dire che era presente anche un rappresentante del Dipartimento Affari Regionali che ha parlato di una governance, di una necessità di una governance per dare organicità agli interventi, ad esempio una cabina di regia a livello proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Però andando poi nello specifico appunto dell'insegnamento delle lingue e quindi della scuola, direi che è importante utilizzare gli strumenti che l'autonomia scolastica mette a disposizione per valorizzare le diversità culturali, però entro un quadro di unitarietà. Per cui si è pensato che è importante sfruttare, utilizzare quello che è il curriculum d'istituto, e che costituisce una sorta di lettura pedagogica della realtà sociale e culturale, per creare una progettualità che sia permanente, in cui la lingua di minoranza sia trasversale all'interno del TOF, cioè non parlare di progetti, cioè non realizzare progetti estemporanei che vengono poi portati avanti di volta in volta a secondo poi del finanziamento, ma di riuscire a creare appunto questa, è stata chiamata proprio progettualità permanente, qualcosa che è immanente al piano triennale dell'offerta formativa, e quindi in cui la lingua di minoranza, proprio perché rappresenta uno strumento formativo culturale di base, sia trasversale, se vogliamo, a tutto il progetto d'istituto. E quindi in questo senso si è pensato proprio che anche i bandi ministeriali debbono essere in qualche modo rivisti, cioè parlare sì di un'ipotesi progettuale ampia che può essere nazionale, ma poi fare in modo che questa possa essere declinata, per così dire, a livello locale da ciascuna istituzione scolastica. E nel far questo sarebbe anche molto interessante portare avanti un progetto di ricerca che abbia la collaborazione delle università, anche per esempio elaborare un curriculum
di istituto sulle lingue di minoranza, individuare delle rubriche valutative, diciamo, per sostenere questo processo appunto didattico. E un'idea che è nata, un'esigenza direi più che un'idea, nata proprio dal seminario, è stato quello di costituire la rete nazionale delle scuole con lingua di minoranza come un luogo di incontro permanente, proprio perché si è ritenuto che questo incontro, questo seminario è stato così produttivo e stimolante che non poteva e non doveva fermarsi a quel momento, e quindi creare questo momento di incontro continuo. Allora a questo punto ci siamo attivati per sostenere questa iniziativa e costituire questa rete nazionale per fare in modo che appunto tutte le scuole sul territorio nazionale possano promuovere insieme una serie di iniziative finalizzate alla tutela delle minoranze linguistiche, per però cercare di sviluppare un uso vivo della lingua e nell'ottica quindi di una reale contestualizzazione dell'apprendimento, anche per creare momenti di riflessione, di formazione anche sulle pratiche dell'insegnamento. E quindi diciamo che quando appena concluso il seminario, quindi a fine 2019, ci si era cominciati ad attivare in questo senso. Pandemia permettendo, perché poi che è successo? Appunto ci sono state tutte le difficoltà che sono derivate appunto con il Covid, scuole chiuse, didattica a distanza, per cui diciamo tutto questo ha subito una battuta d'arresto che però non si è fermata completamente, ma anzi appena abbiamo potuto abbiamo reiniziato a lavorare in questo senso, tant'è che è stata individuata la scuola capofila di questa rete proprio attraverso un bando per cui hanno partecipato, devo dire, non tantissime scuole, però hanno partecipato alcune scuole presentando il loro progetto di rete ed è stata individuata come scuola capofila. Quindi sta avviando tutto, diciamo, tutta mappatura delle scuole con lingua di minoranza e per poi procedere appunto alla sottoscrizione dell'accordo di iniziative della rete dal prossimo anno scolastico. Devo dire che per la prima volta, forse non l'avevamo mai fatto, abbiamo quindi fatto questa mappatura delle scuole con lingue di minoranza, comunque lingue di minoranza, e proprio per fini della rete abbiamo visto che le scuole sono parecchie, insomma sono molte di più di quelle che poi nella realtà dei fatti noi conoscevamo. Siamo a circa 453 scuole, ma in realtà mancano ancora quelle della Valle d'Aosta che non ci hanno comunicato il numero, e Trento, ma sappiamo bene che insomma c'è la scuola ladina di Fassa nella provincia di Trento. E qui è evidente proprio la diversificazione sul territorio nazionale, perché passiamo da regioni in cui ci sono pochissime scuole, addirittura la Campania ovviamente ne ha soltanto una, a regioni come appunto la vostra che ha un numero notevole di istituti scolastici, ma anche il Piemonte e ovviamente anche la Sardegna, perché praticamente tutto il territorio della Sardegna ha istituti comprensivi e direzioni didattiche in cui si insegna appunto la lingua di minoranza. Quindi questo ci ha fatto anche pensare a una diversa articolazione della rete, perché ovviamente si tratta sì di coinvolgere tutti, però creare una rete mastodontica che non riesce operativamente a organizzarsi non sarebbe fattibile. Per cui si sta pensando di individuare nelle regioni più grandi alcune istituzioni scolastiche che facciano un po' da trade union con la rete nazionale e con tutte le altre scuole, evidentemente tenendo conto delle diverse lingue che devono essere tutte rappresentate in proporzione appunto alla presenza e in relazione al territorio.
quindi diciamo che siamo appunto in questa fase ancora organizzativa, e in questo è notevole e importantissimo anche il supporto degli uffici scolastici regionali e dei referenti regionali che sono in costante contatto con noi a livello centrale. Cosa fa la rete? Cosa dovrebbe fare? Diciamo che gli obiettivi sono tanti, poi ovviamente si partirà per gradi e si cercherà di fare quanto più possibile. Quindi tanto da dare un supporto al funzionamento della rete in sé, coordinandosi a livello centrale e a livello degli uffici scolastici regionali, ma soprattutto cercare di promuovere lo sviluppo dei progetti, anche eventualmente con attività di ricerca-azione, e quindi il collegamento con il territorio, come dicevo prima, con gli enti locali, le università, le associazioni, promuovere quindi attività di formazione, riflessione sulle pratiche didattiche, eventualmente disseminando, producendo materiale didattico e promuovendo anche degli eventi, delle conferenze, dei seminari. Come dicevo prima, si tratta di obiettivi molto ambiziosi che si tratterà di portare avanti pian pianino, insomma, intanto partendo proprio dalla costituzione della rete. E tutto questo poi parallelamente a cosa? A quello che dicevo prima, cioè alla riorientare la progettualità, a questa cioè cercare di sostenere una progettualità permanente che faccia leva anche sulle peculiarità territoriali e culturali, però entro un quadro di unitarietà. E quindi in questo senso già nel biennio 2020-2022 era stata proposta un'ipotesi progettuale comune da sviluppare secondo appunto le peculiarità della propria offerta formativa, e era stato dato un tema abbastanza ampio ma penso significativo, che è quello appunto lingua, identità e cittadinanza. Il problema è che con tutte appunto le difficoltà che ci sono state, che ci sono ancora ovviamente per le scuole, purtroppo poche scuole quest'anno hanno partecipato, però diciamo si capisce che il problema è legato proprio al discorso delle chiusure, alla didattica a distanza, insomma a tanti altri problemi che le scuole hanno, e non da meno quindi le scuole che si trovano nei territori delle comunità di lingue di minoranza. È però pur vero che noi vogliamo continuare su questa strada, soprattutto perché ci sono ancora tante questioni aperte, e che ci piacerebbe che queste siano anche oggetto di riflessione all'interno della rete. E la rete, come dicevo prima, deve essere un momento di confronto tra tutte le scuole, cioè deve essere un modo per collegare anche a livello, diciamo, coloro che operano effettivamente sul territorio con i bambini, gli insegnanti, con quello che fa il Ministero, proprio in modo da evitare che ci sia appunto questo scollamento, proprio perché invece coloro che stanno sul campo sanno bene quali sono poi appunto le difficoltà e, come dicevo prima, le questioni aperte. Questioni aperte che io qui ho riassunto in domande che lascio appunto un po' ecco, a coloro che che seguiranno insomma nel mio intervento, e lascio anche alla riflessione delle scuole, e spero anche appunto nell'ambito della rete nazionale che stiamo costituendo. E cioè per esempio il discorso lingua di minoranza, se considerandola un insegnamento specifico trasversale, e insegnamento della lingua o insegnamento nella lingua, l'aspetto di cui si parlava prima, il problema della valutazione e certificazione delle competenze, della competenza nella lingua di minoranza o comunque competenza linguistica, il problema della formazione dei docenti, che è un problema appunto importante, e con esso anche quello della certificazione delle competenze linguistiche dei docenti. Io con questi quesiti, non da poco, vi ringrazio e lascio la parola a chi mi seguirà. Grazie. Grazie alla dottoressa
Daniela Marrocchi, grazie per aver parlato del seminario in Val di Fassa di ottobre 2019. Ormai ci sembrano appartenere ad altre ere queste occasioni in cui ci si riusciva a trovare in presenza e a costruire progetti di un certo peso. Sicuramente, insomma, riusciremo a tornare anche ad eventi di questo tipo. E sicuramente leggeremo tutti molto attentamente gli atti che verranno, come lei ci ha detto, presto pubblicati. Benissimo, quindi io passo adesso la parola al terzo relatore, al professor Gabriele Iannaccaro. Grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a coloro che sono presenti, che sono in gran parte come dire, vecchi amici, alcuni dei quali sono molto felice di rivedere dopo molto tempo. Sarò breve, come si dice sempre in queste occasioni, e quindi direi che state vedendo la presentazione, spero. Allora, io temo di dovermi ritagliare qui un po' il ruolo del cattivo, o perlomeno di colui che, per una ragione naturalmente di spirito di servizio, offrirà uno sguardo forse più critico che entusiastico di questi 20 anni che ci separano dalla legge 482. E in effetti un po' l'impressione del 20 anni dopo di Dumas, in cui i vecchi moschettieri si ritrovano un po' appesantiti, un po' demotivati, che tra l'altro combattono tra di loro, nonostante, come abbiamo sentito, grandi iniziative importantissime come questa della rete in costruzione tra le scuole di minoranza, e che tra l'altro sono presi in vicende internazionali molto forti. La Fronda, la rivoluzione inglese, non è più discutere sul diadema della regina o cose di questo genere. Ecco, questo credo che un po' di impressioni di questo genere il ventennio che si sta concludendo lo debba lasciare. Per continuare la metafora, i moschettieri, alcuni hanno lasciato, alcuni sono rimasti, per alcuni c'è stato un netto miglioramento economico e per altri invece si è trattato di cavarsela in qualche modo con le poche risorse disponibili, però tutto sommato il fuoco nodale dell'opinione pubblica comincia a spostarsi da qualche altra parte. I francesi del Seicento ormai pensano non più tanto al moschetto, ma ad altri tipi di avvenimenti che li appassionano di più. Fuori di metafora, come vedete in viola ci sono i fuori di metafora. Credo che un piccolo bilancio in chiave di insegnamento scolastico della lingua di minoranza e in particolare in chiave di formazione degli insegnanti della lingua di minoranza non possa prescindere, e credo che sia invece utile che venga fatto, da uno sguardo un pochino generale su dinamiche, a mio modo di vedere, di lungo corso che si stanno compiendo sotto i nostri occhi, da quando la 482 è uscita ai primi 10 anni e adesso a questi secondi 10 anni. Intanto il panorama linguistico della penisola, che era già complesso di per sé, come voi sapete, è ulteriormente complessificato da tutta una serie di nuove dinamiche multilingui che lo rendono in qualche modo ancora più interessante ma difficile da trattare. Abbiamo l'italiano, che è la lingua ufficiale per tutti, abbiamo naturalmente le lingue delle cosiddette minoranze nazionali, ex articolo 6 della Costituzione, italiano, francese, tedesco e sloveno, le minoranze della legge 482, 3 varietà che non sono state comprese nella legge 482 ma che tutto sommato continuano a entrare nel dibattito su eventuali espansioni della legge, e mi riferisco naturalmente alla lingua italiana dei segni, alle lingue di Rom e Sinti e al giudeo italiano, entità che non sappiamo bene come trattare, le lingue regionali, il piemontese, il siciliano, il calabrese, che cosa sono queste cose? Naturalmente una miriade di dialetti
territoriali che, come ognuno sa, sono dialetti del latino e non dialetti dell'italiano. E però adesso abbiamo anche lingue della popolazione cosiddetta mobile, e cioè negli ultimi anni, pre-Covid naturalmente, abbiamo assistito a un grande aumento della mobilità delle persone. Pensiamo soltanto all'Erasmus. Migliaia di studenti si sono mossi da una parte all'altra dell'Europa e migliaia di docenti con loro e migliaia di altri appartenenti a possibili categorie, gli expat, tutti quelli che ormai lavorano nelle multinazionali e che effettivamente hanno una grande propensione alla mobilità o alla motilità, come è stata chiamata uno studioso olandese. Non solo in lingue, ma anche dialetti. Un signore ladino che va a lavorare a Bruxelles si porta dietro la lingua italiana, la lingua tedesca e la lingua ladina, e all'interno della lingua ladina si porta dietro forse un ladino comune e poi la sua particolare varietà di paese. Dopodiché però abbiamo anche grandi processi di immigrazione vera e propria da un po' di anni a questa parte in Italia, con i quali dobbiamo fare i conti, e questi migranti hanno delle lingue nazionali, che però magari, e anzi molto spesso, sono le lingue che loro non parlano, perché le lingue nazionali sono in genere lingue europee di colonializzazione, che sì, in alcuni casi fortunati sono effettivamente appannaggio di coloro che hanno avuto un'istruzione nella loro patria di partenza, ma in altri non possiamo darli per scontati. Queste persone che vengono da noi sono portatrici di una competenza multilingue assolutamente sfrenata. Competenza multilingue che, reagendo con l'italiano, reagendo con le lingue di minoranza, attenzione, qui viene il punto importante secondo me, dà luogo a tutta una serie di varietà di apprendimento, interlingue, varietà miste, eccetera, eccetera. Ma non è finita. Il panorama linguistico italiano ormai deve tener conto anche della grande differenza linguistica che è data dalla rete internet, dove, per esempio, abbiamo una fioritura di lingue non standard assolutamente impensabile fino a qualche anno fa. Ora, tutte queste varietà messe insieme sono a loro volta articolate in varietà geografiche, in varietà sociali, in varietà situazionali e così via, il che rende, come vedete, il panorama molto interessante e molto avvincente. Ora, la scuola in questo, come dire, in questa temperie, è proprio lo spazio in cui dovrebbe esserci, e con cui in effetti c'è, ma a maggior ragione dal punto di vista ideale dovrebbe esserci, una specifica attenzione alla ricchezza linguistica, alla comunicazione interculturale, al confronto, al contatto linguistico e culturale. Scusate, non riesco a andare avanti con le diapositive, per cui ogni volta devo fare delle cose strane. Tutto questo che abbiamo accennato, ma è ovviamente una cosa evidente alla conoscenza di tutti, si compendia, a mio modo di vedere, in una nozione che è quella di diversità complessa, che dobbiamo a Peter Krauss, dell'Università di Augsburg, cioè Augusta, e che ho tentato di in qualche modo rendere graficamente mediante questi piccoli come dire, mattoncini che in qualche modo fanno vedere le differenze tra una comunità semplicemente diversa, come poteva essere l'Italia negli anni 70, negli anni 80, ma anche nel momento della discussione della legge 482 del 99, cioè i primi anni 90, in cui abbiamo una popolazione stanziale che naturalmente ha delle lingue delle popolazioni di maggioranza che esprimono una comunità e delle lingue delle popolazioni di minoranza che esprimono a loro volta delle comunità. E poi abbiamo, eventualmente si stavano profilando all'orizzonte proprio negli anni di approvazione della legge, una serie di popolazioni mobili che sono caratterizzate dal contesto della migrazione e che quindi hanno una appartenenza comunitaria, se vogliamo, doppia. La loro comunità locale nella quale sono arrivati, cioè la comunità di arrivo, che può essere chiusa, come per esempio i cinesi a Milano, può essere aperta ad apporti anche delle maggioranze o di altre comunità, come accade in qualche caso, anzi spessissimo agli albanesi, e però hanno anche una comunità cosiddetta basale, cioè la comunità che pertiene al loro paese di origine. E naturalmente in tempi di internet, in cui
chiunque può avere in qualche modo l'esperienza linguistica che preferite, se volete. Molto rapidamente vi posso portare la mia piccolissima esperienza. Io sono stato 3 anni e mezzo professore a Stoccolma, e se avessi voluto, poi io insegno linguistica per cui mi piaceva e mi ci sono divertito moltissimo, ma se avessi voluto io avrei assolutamente potuto non imparare una parola di svedese. Insegnavo in inglese, ogni tanto in tedesco, tornavo a casa, non solo guardavo la televisione in italiano, ma interagivo con i miei amici, con i miei familiari in italiano, sentivo addirittura la mia radio preferita tramite internet, che è una radio locale di Milano in italiano. Quindi potete immaginare che questo tipo di esperienze rimescolino moltissimo le carte, e questo vale per le maggioranze ma anche per le minoranze. Ora, in una situazione di diversità complessa, noi abbiamo che i layer, per così dire, gli strati linguistici di stanziali e mobili si sono confusi, e infatti vedete un rosa generico sulla destra, e però anche tutte le, come dire, i tasselli gerarchici o comunque tassonomizzati di queste situazioni che abbiamo visto fino adesso tendono a confondersi e a interagire gli uni con gli altri in maniera molto molto forte. Per cui a me pare che una prima cosa che noi dobbiamo tenere presente è che in 20 anni di applicazione della 482 sono cambiate molte cose, e sono cambiate molte cose nel panorama linguistico della penisola, e anche nella percezione che la maggioranza ha, e la maggioranza vuol dire coloro che lavorano all'università, coloro che lavorano nei ministeri, coloro che fanno le leggi, coloro che supportano con l'opinione pubblica le eventuali iniziative delle minoranze, eccetera, eccetera. Ecco, la percezione della maggioranza è cambiata relativamente. Passando molto rapidamente alle minoranze, ma questo mi serve perché, come vedremo tra pochissimo, il tipo di formazione che si offre agli studenti nelle lingue di minoranza, ahimè, come sempre accade purtroppo, riflette in maniera molto molto forte le condizioni giuridiche, le condizioni economiche e le condizioni sociali appunto delle minoranze stesse. Questa è una cartina che ha avuto una certa fortuna al di là della mia personale volontà, e che avevo approntato insieme con il collega dell'Aquila per l'inchiesta che c'era stata commissionata dal MIUR 10 anni fa sulle scuole di minoranza del territorio della Repubblica Italiana. E come vedete i colori sono tanti, ma è evidente, abbiamo minoranze nazionali, minoranze linguistiche, minoranze che hanno una possibilità di vivere senza l'italiano come lingua di comunicazione alta, sostanzialmente non sono compresi nella 482 naturalmente, ma coloro che abitano in Alto Adige, forse, anzi probabilmente sì, ma con minore evidenza gli sloveni delle province di Gorizia e di Trieste, con un po' di ingegneria linguistica anche coloro che vivono in Val Badia, non in tutte le valli latine, dico in Val Badia, e invece abbiamo tutta una serie di situazioni di minoranza che, pur potendo sviluppare, in molti casi avendolo fatto, e avendolo fatto con successo, la propria lingua fino a diventare una lingua del polo alto, come dire, delle situazioni in cui può essere utilizzata, rimane tutto sommato una lingua che è in concorrenza con l'italiano. Nel migliore dei casi è in concorrenza con l'italiano nei settori alti, come può accadere per esempio in parti del Friuli, in parti della Sardegna, nelle valli ladine, in alcune situazioni particolarmente felici di altre parti. Ma in altri casi le lingue di minoranza competono sia sul polo alto della cosiddetta diglossia, cioè nelle lingue usate per scopi ufficiali e per la pubblica amministrazione, sia al polo basso, cioè le lingue usate in famiglia, con gli amici, nel peer group, come si dice, eccetera, eccetera, competono con l'italiano o con varietà romanze. E se competono con l'italiano o con varietà romanze, spesso non possiamo nasconderci che in molti casi la lingua di minoranza tutto sommato è un dialetto, è sociolinguisticamente un dialetto, nel senso che coloro che vivono in una comunità di minoranza sempre meno, e noi speriamo davvero sempre meno, ma di fatto succede così, anche se magari non se lo dicono, percepiscono la propria lingua, almeno funzionalmente, allo stato di dialetto.
perché evidentemente si tratta di una lingua in qualche modo socialmente subordinata alla lingua nazionale, all'italiano, naturalmente escludendo qui l'Alto Adige, che ha dinamiche sue proprie, come noi sappiamo, e in parte, insisto, in parte, le province di Gorizia e Trieste. La provincia di Udine no, gli sloveni e la provincia di Udine ovviamente rientrano ampiamente in questa categoria. Dopodiché abbiamo lingue di minoranza che sono grandi, e qui ci stiamo occupando in particolare di italiano e sardo, e questo è particolarmente importante perché sono abbastanza estese territorialmente, abbastanza radicate anche storicamente, da potersi permettere dialetti interni. Il friulano ha a sua volta dei dialetti friulani, il sardo ha a sua volta dei dialetti sardi, e io dico qui dialetto nella accezione normale del termine, sapendo quello che sto dicendo, nel senso che esiste il dialetto sardo di Fonni, il dialetto sardo di Santo Lussurgiu, il dialetto sardo di Casteddu, cioè di Cagliari, il dialetto sardo di Villa Simius, eccetera, eccetera, e questo vale in generale per molte delle comunità friulane e sarde. Altre lingue di minoranza non hanno dialetti interni, pensiamo agli albanesi. Io vedo qui un caro amico Altimari, col quale abbiamo discusso a lungo di queste cose. Ebbene, ogni singolo rappresentante dell'albanese d'Italia fa a sé. Non è un dialetto di qualcosa che non esiste, ma lo stesso vale per il franco-provenzale della Valle d'Aosta. Non c'è un franco-provenzale, ci sono una serie di patois sparsi sul territorio. Altre cose potrebbero essere dette, ma qui sarò breve. Quello che mi importa di notare qui è che abbiamo minoranze in qualche modo ricche, cioè che possono permettersi di accedere alla formazione degli insegnanti e alla formazione degli allievi a scuola, che è quello di cui stiamo discutendo adesso, in maniera piena, totale e senza troppe remore, e tra questi io comprenderei, oltre naturalmente all'Alto Adige, una parte dei ladini, quelli che abitano in provincia di Bolzano e quelli che abitano in provincia di Trento, la Valle d'Aosta relativamente al francese e relativamente al patois, ma o i patois vari, che però hanno una situazione sociolinguistica diversa. Se siete interessati sarò felice di parlarvene dopo la comunicazione. Il Friuli, relativamente al friulano e allo sloveno, e sostanzialmente la Sardegna. Queste sono realtà dove per fortuna si è riusciti a radicare una volontà nelle pubbliche amministrazioni e nella società civile tale per cui possiamo considerare che in qualche modo siamo abbastanza ricchi. Ci sono minoranze medie, i ladini nella provincia di Belluno, gli sloveni nella provincia di Udine, i germanofoni nelle province di Trento e di Udine, Mochini, Cimbri, Sappada, Sauris, eccetera, e i catalani di Sardegna. E invece ci sono minoranze povere, non nel senso che gli abitanti siano poveri, ma in cui questo tipo di dinamiche e questo tipo di supporto, insisto, anche economico, è stato estremamente meno efficiente. Franco-provenzali, gli occitani, i germanofoni del Piemonte, in parte anche della Valle d'Aosta, perché i fondi della Valle d'Aosta sono molto centrati su francese e in parte franco-provenzale e molto meno sul valser, gli albanesi, i croati, i greci, eccetera, eccetera. Poi naturalmente ci sono minoranze poverissime, i rom e sinti, i giudei italiani, se ancora qualcuno lo parla, coloro che utilizzano la lingua italiana dei segni, eccetera, eccetera, per non parlare di tutte le lingue immigrate, di tutte le lingue degli expat e delle persone mobili. Perché faccio questa distinzione? Perché questa distinzione ci serve moltissimo per vedere concretamente che cosa potremmo fare nelle scuole. Un'altra gamba, per così dire, che ci serve per vedere che cosa potremmo fare nelle scuole è capire che cosa ne è stato negli ultimi anni. 10 anni fa è stata promossa dal MIUR, dal Ministero, un'inchiesta ad ampio raggio su tutte le scuole che avessero un insegnamento di lingua di minoranza, per vedere il sistema previsto dalla legge, che come ricordate, sapete benissimo e meglio di me, prevede l'uso di progetti proposti dalle scuole, eccetera, eccetera, per vedere se e in che modo funzionasse, come si fosse radicato, quale fosse in qualche modo lo stato dell'arte in quel momento. L'inchiesta aveva 4 punti principali, li potete leggere, non ve li sciorinerò qua io.
D'altra parte il volume è disponibile su internet, basta scaricarselo. A me quello che importa qui osservare è che tra gli scopi c'era proprio l'approfondimento delle dinamiche profonde relative all'insegnamento e all'apprendimento. L'insegnamento per quanto riguarda gli insegnanti, l'apprendimento per quanto riguarda gli studenti e il contatto, i genitori. I genitori sono fondamentali nella dinamica scolastica, soprattutto quando parliamo di lingua di minoranza. Mi riferisco adesso al punto 3, cioè quello delle inchieste qualitative. Lo abbiamo svolto facendo 35 gruppi, 35 focus group creativi, in cui erano coinvolte 73 scuole, più dei colloqui individuali con i dirigenti scolastici. I gruppi erano di 6-8 persone, con studenti della seconda media, insegnanti, genitori, eccetera, eccetera. Queste stesse classi coinvolte nei gruppi hanno poi avuto una valutazione da parte dell'Invalsi, che collaborava con noi, specifica, non sulle lingue di minoranza, naturalmente, ma sulle materie come italiano e matematica, per vedere se l'inserimento di un'ulteriore cosa di insegnamento, come poteva essere la lingua di minoranza, aveva in qualche modo influito sul rendimento scolastico in generale. Allora, sempre perché io adesso faccio il cattivo, mi viene un po' da dire, 10 anni fa sapevamo qualcosa di che cosa è successo. Adesso sappiamo molto meno. Quando ho avuto la, come dire, fortuna di vedermi chiesto insieme con la collega Ilaria Fiorentini di scrivere qualcosa per questo bellissimo volume, mi sono subito detto, va bene, ma io so la situazione come era 10 anni fa. E adesso? Dove potrei andare a vedere? Per sapere che cosa davvero è successo. Come dice mia figlia, che ha 14 anni, facciamoci 2 domande, perché adesso noi ne sappiamo molto meno di quanto non ne potessimo sapere 10 anni fa. La 482 ha fatto per la scuola, secondo me, 2 cose fondamentali. Cioè non secondo me, secondo come emerge da studi condotti in parte da me e molto migliori fatti da altri, in cui io non sono stato coinvolto e che ho semplicemente studiato. Che cosa fa? Fa entrare a scuola il dialetto. Quella che fino a pochi decenni fa era il dialettaccio schifoso, che ti picchiavano sulle dita se lo parlavi, ricordiamoci tutti il famoso cartello «Défense de cracher par terre et par les bretons», che ormai è diventato stereotipico di questo genere di cose. Ebbene, questa roba entra a scuola. Ed è un cambio culturale fondamentale, una specie di rivoluzione copernicana, avrebbe detto Kuhn. Cioè, il dialetto entra a scuola e ha 2 conseguenze fondamentali. Una positiva, che è relativa al radicamento della lingua di minoranza nelle scuole e nel territorio. Il fatto che la lingua di minoranza entri a scuola valorizza moltissimo il territorio, valorizza il legame intergenerazionale, perché evidentemente, soprattutto all'inizio, che cosa si è fatto? Si è preso gli anziani, che hanno raccontato, e in molti casi si fa ancora adesso. Io ho un'ammirazione favolosa per questo genere di iniziative, pedagogicamente però ci dobbiamo chiedere se è esattamente quello che andava fatto. Comunque sia, questo naturalmente valorizza il legame intergenerazionale e radica il cittadino nel territorio. Tutto sommato però, fare entrare a scuola il dialetto ha anche, come per riprendere un po' l'interessantissima comunicazione della dottoressa Marrocchi, i punti positivi e i punti un po' meno positivi, ecco, le ombre qui sono dovute al fatto che le cose che entrano a scuola puzzano di scuola, mi dispiace. Io trovo che I Promessi Sposi siano una delle opere più straordinarie che siano mai state. L'italiano di Manzoni è una cosa assolutamente impensabile, bellissimo, cosa che ho scoperto a 40 anni, perché io ho detestato I Promessi Sposi per i primi 40 anni della mia vita, perché mi sono stati fatti studiare obbligatoriamente a scuola e naturalmente, mutatis mutandis naturalmente, e fatte salve le competenze, l'entusiasmo e la meraviglia degli insegnanti delle lingue di minoranza che abbiamo visto fino adesso e che dice giustamente il professor Balboni devono essere ancora più bravi di quelli che insegnano le lingue di maggioranza. Ebbene, però qualunque cosa entri a scuola poi a un certo punto è una materia scolastica. L'altra conseguenza è che quello che entra a scuola agisce sulle varietà territoriali. Mettiamo che io voglio insegnare friulano. Che cosa insegno? Il friulano di Maiaso, frazione di Enemonzo nella media valle del Tagliamento,
il friulano di Basaldella, comune a sud di Udine nella cerchia urbana, il friulano di Trasaghis, sul lago di Cavazzo, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, il Friuli naturalmente ha avuto la fortuna di avere una varietà alla quale più o meno ci si può rivolgere, e non sto parlando di quella proposta dalla Muela subito dopo la legge regionale del 94, ma degli aggiustamenti e delle proposte che in questo momento vengono fatte. Però evidentemente se tu scegli una varietà vuol dire che tutte le altre rimangono dialetti. E questo è un problema. Questa faccenda dell'entrata a scuola del dialetto impone delle richieste alla lingua di minoranza. La lingua di minoranza deve essere una lingua che ha gli strumenti linguistici, e intendo dire lessicali, morfologici, sintattici e sociolinguistici, per poter essere una lingua utilizzata a scuola. E evidentemente, visto che le abbiamo sempre messe nell'angolo per centinaia di anni, molte delle nostre lingue di minoranza non hanno o non avevano o si stanno facendo adesso questi strumenti. L'altra grossa, come dire, l'altro grosso impatto della legge 482 è che è un strumento dell'autonomia scolastica, cioè delega molto in basso il momento della decisione. E quindi questo naturalmente ha dei riflessi positivi sulla mimesi, è facilmente adattabile sul territorio, il che in qualche modo lenisce, se proprio non disinnesca, il pericolo di rigetto, e, cosa fondamentale, valorizza il sapere delle scuole, degli insegnanti, e permette di utilizzare, con un'espressione che io detesto, al meglio, ma che adesso sta andando molto di moda, permette di utilizzare al meglio le risorse umane, culturali, intellettuali e anche morali che ci sono sul territorio. Naturalmente questo ha anche dei problemi di carattere di autorevolezza. La matematica è uguale per tutti. Che tu abiti ad Aosta, che tu abiti a Trieste, che tu abiti a Melito di Portosalvo, sulla punta estrema della Calabria, o che tu abiti aGlientu, vicino a Santa Teresa di Gallura, studi la stessa matematica. La storia è la stessa per tutti. La chimica è la stessa per tutti. La lingua di minoranza no. Un po' è funzionale e ovviamente inevitabile dal momento che le lingue sono diverse, però questo ovviamente ha un forte impatto sugli studenti. Lo rivedremo molto brevemente quando parleremo dei materiali didattici. E poi il fatto che il livello decisionale sia spostato in basso aumenta molto il peso della società civile. Spesso è accaduto che i veri decisori di che cosa veramente fare a scuola non fossero neanche tanto gli insegnanti e nemmeno tanto i dirigenti scolastici, ma i genitori. Perché i programmi e i progetti, quando sono stato nel nucleo di valutazione del Ministero, poi a un certo punto evidentemente sono cambiate le cose, non sono più stato convocato, ma finché ho potuto guardare che tipo di progetti erano proposti, ebbene, il punto è che questi progetti prima di tutto devono piacere ai genitori, perché sono i genitori che decidono in qualche modo se i ragazzi possono o non possono seguire o se devono loro supportare le iniziative della scuola. Questo ha portato gli insegnanti, e questo lo vediamo in qualche modo nei riflessi anche adesso, questa idea della rete è per rispondere in qualche modo anche a questo problema, cioè di essere un po' allo sbaraglio. Qui avete un cartellone che era venuto fuori nei nostri cosi, col coccodrillo che è il genitore aggressivo sulla porta. Secondo me questa è un'immagine abbastanza rilevatrice. Perché evidentemente, adesso sto esagerando, ma ho detto che avrei fatto il cattivo e quindi voglio mettere in risalto le cose che sono problematiche più che gli esempi di ottima e favolosa gestione di tutta questa esperienza e avventura delle lingue di minoranza a scuola. Perché appunto il problema è che non possiamo, neanche noi insegnanti, neanche noi dirigenti scolastici, essere troppo innovativi. Perché l'innovazione eccessiva, tra virgolette, ci allontana dal territorio e fa sì che le nostre iniziative vengano molto meno supportate dalla società civile. Qui naturalmente avete
una fotografia di come si potrebbe insegnare e come effettivamente è stata insegnata e continua a essere insegnata la lingua di minoranza a scuola, non mi devo soffermare su questo, perché evidentemente sto parlando a gente che è più specialista di me di questo, cioè se l'insegnamento è formale o vericolare o se deve essere curricolare, extracurricolare. Su tutte queste cose potremmo discutere a lungo, e però non è, immagino, questa la sede. Quello che mi interessa dire è che però se noi facciamo questo, facciamo, come dire, una cosa che è in qualche modo contraria alla missione della scuola, che è la trasmissione della cultura e non la creazione della cultura. Se noi facciamo sì che siano gli insegnanti, i genitori, i dirigenti scolastici che di volta in volta decidono loro che cosa insegnare agli studenti, ai ragazzi, si creano i loro materiali, si sistematizzano prima di tutto nelle loro teste e poi come programmi scolastici la questione enorme della lingua e della cultura di minoranza, noi facciamo in modo che la scuola crei la cultura che insegna e non la trasmetta. E questo non è necessariamente un male, ma dobbiamo renderci conto che è un forte scostamento rispetto a quello che noi abbiamo sempre pensato che sia la scuola, un posto in cui naturalmente la cultura si crea, ma nel senso si crea col dialogo, si crea con l'interazione tra studenti, tra di loro, tra studenti e insegnanti, eccetera, eccetera, ma non si inventa quello che bisogna insegnare. Da qui fondamentale il problema della formazione dei docenti. Formazione dei docenti che era stato ritenuto fondamentale anche 10 anni fa, appena è stato presentato il rapporto di questa inchiesta, e qui sono coinvolti molte persone presenti qua, era venuta fuori l'idea, e la direzione 10ª agli ordinamenti all'epoca aveva molto supportato il progetto di un master nazionale per la formazione di insegnanti di lingua di minoranza, un master di secondo livello che naturalmente non si sarebbe dovuto occupare dell'insegnare il ladino Fassano o il croato di Acquaviva Colle Croce o il catalano di Alghero, ma fornire strumenti agli insegnanti per acuire, implementare la loro conoscenza delle tecniche glottodidattiche, della riflessione metalinguistica, cioè che cosa si deve pensare di una lingua prima di insegnarla, di far sì che gli insegnanti fossero sensibili rispetto al problema del multilinguismo e al problema del semilinguismo ogni tanto dei loro studenti, perché non è detto che tutti sappiano la lingua di minoranza in maniera favolosa. Abbiamo lavorato un anno con questo e a un certo punto, quando si dovevano aprire le iscrizioni, per motivi che io francamente non so, però che spero veramente di poter riprendere con la dottoressa Marrocchi, che conosco in questa occasione, il Ministero è evaporato, si è chiuso tutto, non ci abbiamo più saputo niente, non ho più nemmeno ricevuto, né io né i miei collaboratori, qui appunto insisto ne sono presenti alcuni, nessuna comunicazione, nemmeno risposte alle lettere ufficiali degli avvocati, tanto per dirne una. È evaporata questa cosa, è svanita. Non so cosa dire. Per fortuna però nel frattempo le regioni ricche, ed è per questo che vi parlavo di minoranze ricche e di minoranze povere, si sono organizzate. E abbiamo in particolare, visto che ci occupiamo qui di questo, nella regione Sardegna e nella regione Friuli Venezia Giulia, degli esempi molto interessanti di momenti di formazione degli insegnanti. Qui ve ne faccio vedere qualcuno naturalmente, ma non credo che sia il caso di soffermarci qui su questo, e anche di creazione di materiali didattici importanti. Avevamo accennato prima alla questione dei materiali didattici. Anche lì, il libro di matematica è un libro bello, con le figure, con le cose, tutto in carta patinata, con le illustrazioni a colori, eccetera, eccetera. Il libro di minoranza, intanto, non è un libro. Non dovete pensare al Friuli, non dovete pensare ai materiali dell'Arlef o della Società Filologica Friulana, dovete pensare alla fotocopia un po' pelosetta che va in mano del ragazzo di Oias in Val d'Aosta o di Montemitro in Molise o cose di questo genere. Non voglio dire ciclostilato perché adesso non si usa più il ciclostile, ma sono materiali autoprodotti bellissimi, assolutamente bellissimi. Io ho avuto la fortuna di poterne esaminare moltissimi, perché tutte le scuole mi hanno mandato quello che facevano. Io ho passato dei mesi deliziosi a studiarmi tutti questi materiali, anni fa naturalmente, ma però deliziosi per me,
lo studente si rende subito conto che la materia vera, la matematica, c'ha il libro bello patinato e rilegato, e la materia finta, la lingua di minoranza, c'ha la fotocopia pelosa. Ora, questo naturalmente non è più per fortuna vero, grazie alle iniziative di cui vi faccio vedere semplicemente qualche spot pubblicitario, ma di cui non possiamo parlare adesso, e questa è una direzione molto importante, secondo me, nella quale andare e sulla quale lavorare. L'ultimo problema che secondo me dobbiamo almeno accennare, affrontare tanto, a cui dobbiamo però accennare, è un problema che secondo me è insito, e proprio per la formazione degli insegnanti e proprio per l'insegnamento, che è insito nella legge: la lingua e cultura. Siamo sicuri che la rivitalizzazione della lingua e la rivitalizzazione della cultura vadano sempre nella stessa direzione? Questo è naturalmente stato dato per scontato dal legislatore e è stato preso e rielaborato in maniera spesso meravigliosa dalle scuole in questi 20 anni. Tuttavia dobbiamo essere molto chiari su che tipo di cultura vorremmo. Avevamo accennato all'inizio al rimescolamento tra generazioni. Ora, il nonno che mi viene a parlare di come si faceva il latte quando erano piccoli loro, qui mi è arrivato ieri il volume del Patois, l'Atlas de Patois Valdôtain, appunto sulle attività legate al latte, prodotto che sarà usato anche, spero, nelle scuole. È una roba favolosa. Io ho un'adesione personale, scientifica e umana totale nei confronti di queste cose. Gli serve al mio ragazzino, che vuole, nel migliore dei casi, imparare le materie, nel peggiore dei casi imparare una lingua figa che gli permetta di cuccare le ragazzine. Mi dispiace dover pronunciare queste parole brutte e in questo modo molto rozzo qui davanti, ma la nostra platea di studenti ha anche queste esigenze. Una delle poche operazioni di pianificazione linguistica internazionali che hanno funzionato veramente, quella del Galles, è stata incentrata sullo slogan "Welsh is sexy", cioè il gallese, la lingua celtica del Galles è sexy. Se andate in discoteca e parlate gallese avete più possibilità. In effetti poi è stato vero, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, la cultura è importantissima, ma noi dobbiamo approfittare, ragazzi miei, del fatto che noi siamo, io purtroppo non vengo da una comunità di minoranza e quindi non ci sto, ma coloro che hanno questa fortuna approfittino del fatto di essere multilingui, di essere inseriti in realtà europee e di flussi culturali che i monolingui possono solo sognarsi. Detto questo, la cosa in qualche modo da vedere è se noi vogliamo considerare la lingua come fine, cioè l'insegnamento, l'apprendimento, il radicamento della lingua, o la lingua come mezzo per parlare della cultura, eventualmente anche della cultura del latte o delle tradizioni popolari o delle cantilene di quando eravamo piccoli. Insisto, tutte cose per le quali io ho un rispetto e un amore, lo dico senza nessuna falsa cosa, assoluto. Ma o fe lei fa il tuo mestiere, si dice a Milano. Alcune cose vanno bene in alcuni contesti e altri vanno in altri. Ora, nei fatti, e questo ve lo leggo, le scuole hanno percorso due strade. Laddove le condizioni sociolinguistiche lo hanno permesso, è stato possibile porre l'attenzione direttamente sulla lingua, sebbene con più di un'eccezione. Negli altri casi è stata attivata l'opzione della rivitalizzazione culturale, che presenta l'indubbio vantaggio, sebbene superficiale, di essere più semplice da realizzare, questo è un altro punto importante, meno costosa, e spesso di maggiore comprensione e accettazione da parte della comunità. Ricordiamoci il coccodrillo del genitore alla porta. Ora, ritornando alla metafora dei mostettieri, siamo arrivati a un punto in cui, vi ricordate la spending review, la dottoressa Marrocchia giustamente ha detto che purtroppo i fondi sono, ma ovviamente non è colpa di nessuno, le condizioni del mondo sono cambiate, ma noi dobbiamo tener conto che le condizioni del mondo sono cambiate e che gli stati in questo momento non possono più finanziare le attività di minoranza con la stessa larghezza con cui le finanziavano fino ad anni fa.
Vi dico soltanto un piccolo indicatore, secondo me. I grandi progetti europei della settima programma quadro, della direzione generale, eccetera, negli anni 90 si chiamavano Euromosaic, cioè il mosaico delle lingue autoctone d'Europa, la ricchezza culturale e linguistica delle popolazioni d'Europa, fino ad arrivare, 20 anni dopo, negli anni 10, a progetti che si chiamano Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe, dedicati alla mobilità e all'inclusione dei migranti. Questo ci dice che in qualche modo il clima anche culturale sta cambiando. Prima cosa. Seconda cosa, vi propongo questa riflessione di Kramer, ancora del 2000, ma secondo me molto valida, e dice: dal punto di vista tecnico noi possiamo sviluppare ogni parlata fino allo stadio di una lingua scritta con norme fisse. Resta solo il problema se la comunità linguistica in questione è in grado di sopportare i sacrifici non irrilevanti che la costituzione di una tale minilingua comporta necessariamente. Qui parla del ladino dolomitico, che peraltro è un esempio di grande successo, e però lui negli anni 20, nel 2000 e forse anche noi un po' adesso sentiamo una sorta, non voglio dire di sazietà, perché esperienze come quella del seminario organizzato da Vigilio ci dicono che per fortuna la mia visione può e deve essere smentita e ribaltata, ma ci sono anche spie di una, diciamo, la sazietà. Noi siamo arrivati fin qua, ci basta tutto sommato. Diventare davvero una regione plurilingue, diventare davvero una regione multilingue, avere davvero la propria lingua di minoranza per ogni atto amministrativo, per ogni cosa scolastica, comporta dei sacrifici. Siamo ancora vogliosi davvero di farli o più o meno ci basta quello che abbiamo avuto fino adesso? Qui vi metto una riflessione sulla disillusione per gli scarsi risultati. Sono stato cattivo, l'ho detto che ho voluto esserlo, però noi siamo qui a Udine, io sto a Milano naturalmente, ma noi siamo qui virtualmente a Udine in un campo da un osservatorio che è ampiamente privilegiato. Abbiamo tra di noi dirigenti della Regione Sardegna, che è un altro campo di osservazione privilegiato. Non è sempre così. Ci vogliono regioni determinate, regioni ricche e amministratori regionali, locali, illuminati, come per fortuna ci sono stati in Friuli e in Sardegna. Ci vuole la passione. L'Università della Calabria ha fatto delle cose favolose e ha ottenuto dei risultati egregi, però non aveva una regione dietro dal punto di vista economico, purtroppo. Se no, le cose vanno decisamente molto meno bene e il panorama temo che debba essere considerato un po' meno roseo. Ma come diceva Marco Antonio, adesso però lasciamo che l'esercito si riposi e partecipiamo della festa di questa giornata. Non voglio lasciarvi con parole non di speranza. Grazie mille della vostra attenzione. Grazie davvero anche al professor Iannaccaro, che ci ha dato un quadro sicuramente pieno di domande alle quali sarà importante cercare delle risposte. Visto anche l'orario, io passo direttamente subito la parola ad Ada Bier, che ha il compito di presentarvi i partecipanti alla tavola rotonda che occuperà la prossima mezz'ora circa. Grazie mille, professoressa Louise, per avermi ceduto la parola, e desidero anche ringraziare, oltre alla professoressa Louise, anche il prof vicario per aver pensato a me per il compito di moderatrice appunto della tavola rotonda, in sostituzione della collega Irina Cavaillon, che purtroppo per cause di forza maggiore oggi non ha potuto essere presente qui con noi. Sono felice di essere qui in questo ruolo e cercherò di fare del mio meglio per essere all'altezza del compito. Non sarò però in grado di riportarvi le conoscenze e le esperienze della collega,
che oltre a occuparsi di ricerca a Capodistria si occupa attivamente di didattica delle lingue e anche nello specifico di didattica della lingua slovena come lingua del vicino, lingua di contatto nelle scuole di Trieste. Vorrà dunque dire che questo di oggi sarà solo il primo di una serie di eventi di questo tipo da organizzare nel prossimo futuro, e in questo modo nei prossimi appuntamenti potranno essere presenti non solo la collega Irina, che oggi non c'è, ma anche i rappresentanti da altre comunità linguistiche diverse da quelle che interverranno fra poco. E in questo modo agiremo nell'ottica della massima inclusività, dando a tutte le comunità di minoranza la possibilità di raccontarsi, e soprattutto terremo vivo il dibattito sul tema delle lingue regionali e minoritarie a scuola in Italia, dibattito che è bene non si spenga, ma anzi venga costantemente alimentato. E dunque, in linea con quanto espresso nelle illuminanti plenarie che abbiamo appena ascoltato del professor Balboni, della dirigente Marrocchi e del professor Iannacaro, che ringrazio di nuovo, credo sia utile ribadire una volta ancora che la diversità linguistica in Italia non è solo una ricchezza che va gelosamente conservata, ma anche e soprattutto un investimento per il futuro che va curato, promosso e sostenuto. E il ruolo della scuola, in particolare dell'offerta educativa multilingue in cui siano appunto ricomprese anche le lingue regionali e minoritarie, è senz'altro di primaria, per quanto non esclusiva, importanza. Ed è proprio di sostegno e supporto all'insegnamento delle e nelle lingue di minoranza che andremo a parlare nella tavola rotonda che ci attende. E prima di illustrare i due temi specifici che verranno trattati, con enorme piacere presento i nostri relatori e le nostre relatrici. Allora, in ordine alfabetico abbiamo il professor Altimari dall'Università della Calabria per la comunità Arbresh. Buonasera. Poi, buonasera, il dottor Vigilio Iori dall'Olfed della Scuola Ladina di Fassa per la comunità ladina della provincia di Trento. Poi abbiamo la professoressa Paola Leone dall'Università del Salento per le minoranze linguistiche della Puglia. La dottoressa Aline Pons dall'Università di Torino e Scuola Latina di Pomaretto per l'Occitano in Piemonte. La dottoressa Giuliana Portas dello Sportello Linguistico Regionale per il Catalano di Alghero in Sardegna e la dirigente Gabriella Vernetto, dirigente tecnica per il plurilinguismo del Dipartimento Sovrintendenza degli Studi della Valle d'Aosta per Franco-Provenzale e Parlate Valser. Prima di iniziare con la tavola rotonda vera e propria e prima che sia troppo tardi e non avere tempo alla fine, desidero rivolgere un sincero ringraziamento e duplice ringraziamento ai nostri ospiti e alle nostre ospiti di questa sera, non solo per aver accettato con entusiasmo di partecipare a questo evento, ma anche per la preziosissima disponibilità che hanno dimostrato un anno fa, quando più o meno in questo stesso periodo stavo conducendo l'indagine nazionale oggetto di uno dei capitoli del libro Le lingue regionali a scuola. E senza la loro testimonianza e senza le informazioni che mi hanno gentilmente fornito, quel capitolo non avrebbe visto la luce. Per cui grazie Spardabon di Cur, grazie davvero per la vostra partecipazione e per il vostro impegno e il vostro lavoro. Non mi dilungo oltre e passo alla presentazione dei due temi di cui parleremo nella tavola rotonda. Allora, il primo tema riguarda il materiale didattico per l'insegnamento delle e nelle lingue di minoranza. E le domande specifiche sono: qual è il supporto didattico fornito ai docenti e quali sono le prospettive per il futuro? Il secondo tema invece riguarda la formazione dei docenti delle lingue di minoranza. Quali sono le iniziative di formazione ora in corso, sia rispetto alle competenze linguistiche, sia rispetto alle competenze metodologico-didattiche, e anche qui quali prospettive per il futuro. Faremo due giri di tavola, quindi un giro per tema, e ogni relatore avrà indicativamente 5 minuti per portare la propria esperienza. Dunque io suggerisco di mantenere l'ordine alfabetico di parola, quindi lascio subito al prof Altimari l'onore di iniziare con il tema 1, quindi con il materiale didattico, e
Io mi taccio, prof. Altimari, lo schermo è suo. Prego. Grazie, dottoressa Bire. Un ringraziamento alla Società Filologica Friulana, suo presidente, al caro amico e collega professor Vicario, per averci dato questa opportunità questa sera di un rapido confronto su questi temi molto importanti. L'intervento del collega, dell'amico Iannacchero, mi trova molto così consenziente, nel senso che ha anticipato una serie di temi su cui ci troviamo d'accordo, nel senso che, come ricordava, abbiamo operato con lui, con altri colleghi che vedo qui oggi presenti, impegnati in una serie di azioni che, devo dire, hanno riguardato l'applicazione della 482 soprattutto nel primo decennio, perché io vedo appunto, diciamo, in questo lasso di tempo distinguerei due fasi, cioè c'è stato un decennio, come dire, molto produttivo, e direi ci sono stati 10 anni di grande progresso per l'applicazione di questa legge e 10 anni di regresso. Cioè proprio quella data che lui ricordava del convegno del MIUR, appunto quello in cui sia stato presentato poi quel lavoro sulle lingue di minoranze e la scuola, 10 anni dalla legge 482, secondo me segna proprio appunto lo spartiacque di questa fase, per i motivi che sono stati già detti qui, appunto il fatto che ci sono stati una serie di meccanismi, non ultimo questa che ha fatto cadere quel grande progetto in cui eravamo impegnati tutti e credevamo, questo progetto che vedeva il coordinamento del Ministero per un master biennale di secondo livello, che era anche un corso di aggiornamento come, con diffusione nazionale e su, diciamo, una serie di temi che riguardavano tutte le lingue e culture minoritarie del paese, sull'insegnamento delle lingue di minoranza, che a un certo punto è caduto, e ovviamente qui ricordo anche la spending review, che è stata, secondo me, l'elemento cardine, perché è caduta proprio nel momento in cui stava per partire questa iniziativa. Per cui ovviamente ci siamo dovuti rinchiudere un po', come ricordava, un po' nei nostri ambiti accademici, anche se per le nostre cattedre di albanese, qui vedo presenti, ci sono ecco, anche altri cari colleghi, il collega Mandalà di Palermo, la collega Genessin di Lecce. Devo dire che per le nostre cattedre occuparci, diciamo, anche dei testi, dei libri di testo per le nostre comunità, occuparsi delle lingue e culture minoritarie è quasi come la nostra prima missione, piuttosto che la terza, come si dice oggi in ambito accademico. Per cui prima già della 482 ci eravamo adoperati per mettere su una serie di strumenti, ecco, in particolare già in ambito siciliano erano partite queste iniziative con dei finanziamenti anche della Commissione europea, che ha prodotto 2 libri di testo abbastanza utili, che sono stati diciamo preparati, così come appunto anche nel nostro ambito calabrese ci siamo appunto adoperati, anche utilizzando la buona esperienza che ci è venuta da un carissimo collega che insegna in Canada, ma di origine calabrese. Mi riferisco al professore Tony Mollica, diciamo che esperto di ludolinguistica in ambito glottodidattico, e abbiamo approfittato appunto della presenza di Tony Mollica per così impegnare i nostri studenti che appunto seguendo i suoi corsi sono riusciti a elaborare un testo che ritengo abbastanza interessante, diciamo, nel panorama appunto della didattica delle lingue minoritarie, non solo in ambito nazionale, proprio sulla ludolinguistica e l'arbristia, cioè come insegnare una lingua di minoranza, la nostra varietà di albanese, e in particolare dell'area calabrese, attraverso la ludolinguistica.
Ecco, abbiamo fatto altri sforzi che sono andati anche nella direzione di applicare anche nuove metodologie didattiche che riguardano l'e-learning, sempre finalizzato alla didattica dell'albanese, però, come ricordava l'amico Gabriele Iannaccolo nel chiudere il suo intervento, l'abbiamo fatto nel deserto istituzionale. Nel deserto, nel senso che qui operiamo in una realtà in cui, diciamo, con tutte le leggi regionali, ce n'è una regionale che sembra la Costituzione della Repubblica Federativa Jugoslava di Tito, con 50 articoli, in cui si dà grande importanza all'insegnamento, però alla fine non c'è stata da parte della regione nessun sostegno, non solamente da parte della regione, ma anche da parte, diciamo, dell'ufficio scolastico regionale. Perché sì, comprendiamo, come diceva la dottoressa Marrocchi, che nella scuola dell'autonomia dovrebbe appunto esserci l'autonomia appunto decisionale di far sì che appunto anche a livello locale appunto le scuole si coordinano ovviamente e si diano degli strumenti anche didattici adeguati, però nel caso che ci riguarda diciamo non c'è stata nessuna interazione, per cui tra l'altro abbiamo anche centinaia di copie dei nostri testi che abbiamo preparato, non richiesti. Abbiamo pochi docenti che a livello di volontariato si stanno adoperando egregiamente, come nel passato abbiamo avuto degli ottimi dirigenti scolastici, però anche lì per sensibilità loro che si sono mossi in questa direzione. Cioè manca quella cabina di regia, e qui parlo a livello regionale, ma a livello anche interregionale, che dovrebbe appunto rimediare a questa, anche a diffondere queste buone pratiche. Perché anche con tutti i sacrifici che abbiamo fatto, siamo riusciti a preparare appunto con fondi nostri questi testi. Quindi, nonostante che giacciono sui fondi regionali diciamo 3 fondi, addirittura $500,000 per ciascuna delle 3 minoranze, a 3 fondazioni culturali che giacciono da 5 anni utilizzate, perché non si riesce a mettere su diciamo, gli organi di gestione di queste fondazioni. Quindi ecco, facciamo finta in questo caso, ecco, giustamente come diceva il collega Iannaccolo, apparteniamo alla terza categoria di queste minoranze. Ben vengano iniziative, dicevo, sono auspicabili, che promuovono questo scambio di esperienze e scambio appunto, diciamo, anche di modelli e di metodologie didattiche. Però appunto ritengo che quelle che sono oggi le minoranze, che sono le minoranze più forti, le minoranze che diciamo hanno uno status maggioritario, che come hanno fatto stasera, si rendano protagonisti diciamo di questa azione diciamo di concertazione, per far sì che appunto questi scambi di esperienze e di modelli possono aiutarci appunto a anche qui avere un po' di fiducia, anche perché sinceramente a muoverci e operare in questi contesti in cui appunto diciamo non ci si comporta appunto di nessun tipo di azione concertata, perché appunto il discorso riguarda purtroppo non solamente non ci sono responsabilità degli amministratori regionali ma anche locali, diciamo che una seria ed effettiva tutela della lingua, della nostra cultura minoritaria non è in cima alle preoccupazioni appunto di questi nostri amministratori. Quindi ovviamente auspichiamo appunto che ci siano occasioni come questa mirate proprio a uno scambio di materiali che possono aiutare tutti, perché qui concordo col professore Balboni, le lingue minoritarie hanno bisogno di una buona qualità didattica, e una buona qualità didattica si ottiene sia a livello di formazione di docenti, ma anche di buon livello dei testi che vengono destinati, altrimenti è una battaglia perduta se non abbiamo dei buoni testi che possono fare concorrenza a quelle che giustamente chiamava le lingue cannibali, che finiscono per fagocitare queste lingue minori. Grazie professor Altimari del suo contributo e passo subitissimo la parola al dottor Iori dell'Olfed. Buonasera a tutti, buon domesdì a tutti.
Sì, io coordino appunto l'OLFET, che è l'Officio di Informazione e Rescita Didattica, che è l'ufficio che si deve occupare appunto della formazione degli insegnanti, della produzione di materiale didattico per la scuola ladina di Fassa e anche della ricerca educativa, del monitoraggio di quanto funzioni il progetto plurilingue, in questo caso, della scuola ladina di Fassa. Per parlare di materiale didattico devo precisare che effettivamente da noi in Val di Fassa è prevista un'ora di ladino veicolare in tutti gli ordini scolastici, per cui dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado, e l'uso veicolare per almeno 2 ore settimanali. Questo diceva la legge 4 del, non mi ricordo l'anno esattamente, penso sia il 93-94. Allora, con grande coraggio, la precedente sovrastante, ovvero dirigente scolastica, ci ha invitato a elaborare un progetto di bilinguismo, di educazione bilingue, con grande presenza del ladino in alcune sezioni della scuola primaria della Val di Fassa. A questo poi è subentrato con il progetto trilingue della provincia di Trento l'inserimento dell'educazione tramite metodologia CLIL in tedesco e in inglese. Quindi abbiamo dovuto rinunciare ad alcune ore di ladino in questo progetto per inserire, ad esempio nella primaria, l'insegnamento delle scienze in tedesco e della geografia in inglese. Ben venga, ben venga. Ecco, però quel progetto ci aveva stimolato come OLFET a produrre materiale didattico appunto per insegnare queste diverse discipline, la storia, la geografia, le scienze, in lingua ladina. L'OLFET chiaramente si è chiesto cosa dobbiamo produrre, come lo dobbiamo produrre. Anzitutto siamo partiti da un presupposto, secondo me fondamentale. Il ladino deve essere percepito dagli studenti come una lingua viva, come una lingua che è in grado di comunicare, non solo, come diceva il professor Balboni, di trasmettere folklore, ma di misurarsi con la contemporaneità. Di conseguenza il materiale che inoltre è stata necessaria anche un'esperienza di formazione per vedere che tipo di metodologia didattica impostare in queste pubblicazioni. Ecco che quindi siamo riusciti a produrre il materiale didattico per l'uso veicolare e su questo io punto moltissimo, cioè il far capire, appunto, come dicevo, che il ladino è una lingua viva, di conseguenza che può insegnare discipline come la storia, la geografia, le scienze, al pari di una lingua più forte. E infatti i libri che abbiamo pubblicato, i libri di testo, sono libri che presentano il programma che verrebbe svolto normalmente anche in italiano. Poi chiaramente per l'insegnamento anche del ladino curricolare, appunto come lingua, qui abbiamo posto una strada un pochettino a metà, sostanzialmente, un po' di trasmissione culturale, senz'altro, ma puntando sulla lingua in modo particolare, sull'insegnamento linguistico. Ecco che quindi la problematica che ci siamo anche trovati ad affrontare è quella del che lingua adottare. Come diceva giustamente anche Gabriele Iannaccaro,
esistono diversi ladini, anche all'interno del ladino fassano esistono 3 varianti principali, però ormai anche a livello di amministrazione, eccetera, si usa quello che noi chiamiamo il fassano standard, ovvero un fassano che viene usato a livello formale in tutta la valle. Anche perché non possiamo produrre libri di testo, siamo talmente pochi, siamo 10.000 in Val di Fassa, per cui non possiamo produrre libri di testo in Brac, Cazzetto, Moenat. Abbiamo usato il fassano standard. È percepito tranquillamente dagli alunni, lo adattano alla loro variante, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Chiaramente bisogna avere le competenze per adottare una tattica polinomica, cioè avere un rapporto reciproco fra standard e variante locale. Altra problematica, chiaramente, soprattutto pensate ai libri di scienze, ma anche di geografia, di storia, è quello dei neologismi, perché il ladino è una lingua di origine agro-silvo-pastorale, di conseguenza molte parole nuove non esistono. A questo punto si è formato un tavolo di lavoro assieme all'Istituto Culturale Ladino Mason di Fascegna per confrontarci su quali termini adottare, come impostare, che tipo di neologismi adottare. Per cui ecco che la lingua si sta anche arricchendo, si sta evolvendo, si deve confrontare con la realtà. Altro elemento, non solo testi scritti, ma anche ebook, eccetera. E per questo preziosissima la mediateca dell'Istituto Culturale Ladino, alla quale collaboriamo con l'implementazione appunto dei nostri libri di testo, con anche tracce audio, esercizi multimediali, eccetera. Io mi fermerei qui perché so che i tempi sono limitati. Grazie. Grazie mille, dottor Iori, e grazie, poi comunque il discorso proseguirà nel secondo giro. E allora io cedo la parola alla professoressa Leone. Grazie mille, grazie per questo invito, sono molto contenta di poter partecipare a questo interessante evento. Sarò breve. Per quanto riguarda il materiale didattico, la linea che noi adottiamo per il momento e nell'immediato è quella di procedere con l'elaborazione del materiale e delle risorse anche online che abbiamo realizzato nell'ambito del progetto Lecturio Plus. Condivido qui in chat, scusate, no, volevo condividere con voi il link al materiale, però adesso troverò il link e lo condividerò dopo. Dunque il progetto Lecturio Plus è un progetto internazionale finanziato diciamo qualche anno fa, quindi si è concluso nel 2019 e ha coinvolto diversi paesi europei. Diciamo che dal punto di vista didattico e metodologico preciso, io sono una docente di didattica delle lingue moderne, quindi non ho diciamo la formazione linguistica e il mio intervento nell'ambito del progetto e quindi anche della valorizzazione delle lingue minoritarie si è potuta avvalere della collaborazione con la professoressa Monica Genesin, che insegna albanese e che è la presidente del centro del CESMIL, se riesco, del CESMIL, che è il nostro centro dipartimentale di studi sulle minoranze. Condivido anche qui un link. Dunque questi materiali speriamo, caro Iannaccaro, non puzzino di scuola. Ecco, noi speriamo di averli profumati un po', perché sono dei materiali multimediali,
collocano le lingue minoritarie povere, perché siamo poveretti e questo va detto, al fianco di altre lingue minoritarie europee e diciamo si inseriscono nel solco già delineato da Paolo Balboni, cioè vogliono mettere le lingue minoritarie al centro di un discorso europeo di ricchezza dell'Europa, quindi del plurilinguismo, di diversità complessa del mondo, di super diversità, per dirla con Bertolt, cioè di una ricchezza, essere diversi e quindi essere anche ricchi. Come abbiamo fatto questo? Utilizzando le nuove tecnologie, sono materiali per i bambini in età prescolare, ma li abbiamo utilizzati anche nel corso di una sperimentazione nella scuola primaria e seguono, diciamo, i suggerimenti didattico-metodologici degli approcci plurali delineati dal CARAP e dell'approccio all'intercomprensione, per cui educano ad ascoltare, a comprendere lingue minoritarie anche differenti. Come lo stesso, quindi abbiamo tra le risorse un corpus di racconti reso poi attraverso in forme diverse. Il racconto che il nostro Ateneo ha elaborato in varie forme è quello di Tommaso e Languria, che originariamente era solo in greco e in italiano, e noi l'abbiamo diciamo tradotto in 12 lingue diverse, quindi anche lingue minoritarie, mettendo al fianco il Tolciu. So che mi ascolta la collega Vernetto, ecco, il Tolciu l'abbiamo messo a fianco all'inglese, alle lingue voraci. E quindi per far riferimento ad un repertorio plurilingue e diciamo ad una ricchezza del mondo europeo. E poi abbiamo realizzato, per dire il tipo di materiale, anche un materiale cartaceo in cui lo stesso racconto ha la storia scritta in tante lingue, per cui il bambino lo può comporre come più gli piace, cioè con la lingua che più desidera, e quindi lì anche parte un discorso, si avvia un discorso da fare con l'adulto, che può essere anche il genitore, su dove si parla questa lingua, ma che lingua è, perché hai scelto questa, ascolta i suoni perché c'è anche l'audio, eccetera. Ci sono anche dei limiti, è un progetto Lecturio Plus realizzato con un finanziamento europeo che purtroppo non ci dava tanti soldi per la parte informatica. Quindi diciamo, quindi dal punto di vista informatico non sempre funziona. Abbiamo anche questi tablet con gli ebook che ci sono, possono essere ancora riutilizzati nelle scuole, e speriamo che l'emergenza Covid, le vaccinazioni e le mascherine ci permettano presto di ritornare nelle scuole e quindi di avviare un lavoro con gli insegnanti di utilizzo di questi materiali. Grazie mille, professoressa Leone. Io allora... Grazie a lei, grazie a lei. Grazie mille. Passo la parola alla dottoressa Pons dell'Università di Torino. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io vi parlo da Torino, in particolare dal Piemonte sud-occidentale, dove c'è la minoranza occitana. Per inquadrarvi la questione, siamo più o meno sui 20.000 locutori dispersi in vallate montane, quindi marginali, senza un centro di riferimento, e questo, diciamo, si ripercuote anche nell'insegnamento dell'occitano, che conta ormai su pochi finanziamenti. Bisogna dire che posto che i finanziamenti da 482 sono diminuiti, in proporzione sono diminuiti molto di più quelli per la scuola. Questi pochi fondi permettono di fare, direi, esperienze episodiche, quindi abbiamo alcune classi che fanno alcune ore, alcuni anni, non sempre,
il materiale didattico e in questo contesto è per lo più autoprodotto, anche perché nella maggioranza dei casi non sono docenti che tengono questi corsi, ma sono esperti esterni. Questo, diciamo, fa sì che ci sia una certa tradizionalismo che io riconosco nel materiale didattico che abbiamo, nel senso che è legato da un lato al fatto che non sempre sono docenti, quindi sono spesso persone esperte di lingua, ma non esperte di didattica, che si occupano di questi corsi, e dall'altro lato legato al fatto che non c'è una politica regionale della Regione Piemonte chiara sul tema in generale della gestione delle minoranze, in particolare del loro insegnamento. Quindi gli esperti investono una grande parte del loro tempo nel capire cosa devono insegnare come, e questo si riflette nel sostanzialmente 2 manuali cartacei che abbiamo, che a fronte di un'impostazione didattica insomma abbastanza tradizionale, sono schede, sono carine, non sono ciclostilate, però insomma sono abbastanza tradizionali. Ne abbiamo uno che è scritto in una grafia che possiamo chiamare normalizzata, standard, che in qualche modo vuole riassumere la diversità in un processo appunto di standardizzazione grafica, basandosi su una varietà diciamo centrale dell'area. L'altro invece, che in realtà è quello che vi ho fatto vedere, si basa sulla varietà di una singola vallata ed è scritto in una grafia che rende molto bene le particolarità locali, che però quindi appunto è adatta a scrivere nel dialetto di questa zona. Qual è secondo me un obiettivo verosimile che ci potremmo proporre? Il materiale didattico è tanto, e a dispetto del fatto che non ci sia nessun coordinamento, è anche mediamente di buona qualità, non solo, ma col Covid quest'anno molto di questo materiale è in formato digitale, sono stati fatti corsi online, ci sono delle esperienze di docenza mista, diciamo, un po' online e un po' in presenza, ci sono attività che vengono fatte sui social, su Twitter, ci sono cose molto interessanti che però rimangono molto disperse. Quindi forse io mi dico la neutralità della Regione Piemonte rispetto a queste questioni linguistiche, che invece diciamo sono abbastanza sensibili per le diverse associazioni che si occupano di insegnamento. Forse potrebbe essere l'occasione invece per creare uno spazio di raccolta e di valorizzazione di questi materiali, che appunto è un peccato disperdere, perché poi ogni volta il rischio è quello che si ricominci da capo senza tesaurizzare le esperienze altrui, e appunto l'auspicio di una rete, magari con la scusa di raccogliere il materiale didattico che è stato prodotto, magari sarebbe anche un'occasione per impostare invece un percorso di formazione comune, ma di questo magari ne parliamo sulla prossima domanda, quindi lascio spazio alle altre minoranze. Grazie mille, dottoressa Pons. E allora io do la parola alla dottoressa Portas per il catalano di Alghero. Sì, buon Natale a tutti. Io parlo, insomma, sono qua ad Alghero. Come potete vedere, la minoranza, la mappa linguistica della regione Sardegna alle mie spalle, minoranza catalana in Sardegna, lingua sarda, e poi noi abbiamo la nostra tutela delle varietà alloglotte, sassarese, gallurese e tabacchino. Ringrazio Ada, grazie per, saluto anche i miei colleghi dello sportello linguistico regionale per la lingua sarda che ci sono, Maria Antonietta Piga, Gianfranca Casselis e Michele Ladu, anche perché l'anno scorso abbiamo collaborato con molto piacere, è stato veramente un momento molto importante di scambio per il capitolo del libro al quale tu hai lavorato per le agenzie di formazione. Come anticipato precedentemente la mia dirigente Elisabetta Schirru, noi abbiamo una legge disciplina della politica linguistica molto giovane, avevamo già una legge precedente, però questa legge del 2018
2018, la legge 22, e abbraccia diciamo, un campo molto vasto. È stata fatta una scelta appunto di politica linguistica molto molto importante. Non mi vorrei soffermare sulla formazione, ne parliamo dopo, anche se qualcosa la devo dire, perché incentrarmi sui materiali in maniera diretta non va molto bene, quindi farò un po', nel senso che per esempio, diciamo, c'è un po' di fermento dal 2018 in Sardegna, c'era anche prima, c'è sempre stato come per tutte le lingue di minoranza, però diciamo che ci sono stati degli atti ufficiali molto importanti per quanto riguarda la scuola, perché la legge è molto precisa sulla certificazione linguistica, sul fatto della creazione per esempio di un comitato interistituzionale. Infatti nel 2020 abbiamo creato, la regione ha approvato ed emanato le linee guida che noi abbiamo previste dall'Ombreria, quindi per l'insegnamento delle lingue minoritarie e quindi con l'ufficio scolastico regionale. Abbiamo firmato un protocollo d'intesa, quindi anche questo è un primo passaggio. È stato istituito all'interno del servizio lingua sarda quindi un elenco docenti per il sardo, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e tabacchino. Però ovviamente io mi incentrerò un po' di più sul catalano di Alghero, anche se ovviamente parlarvi solo del catalano di Alghero non è possibile, perché non è una lingua a sé stante, ma è una lingua a sé stante che sta all'interno di una regione con una minoranza che è una lingua di maggioranza, quale il sardo, quindi comunque viaggiamo tutti insieme, questo è un po' il senso, anche se in realtà per quanto riguarda i materiali didattici, ad esempio per la lingua sarda molto si è fatto in questi 20 anni, su Sardegna Cultura all'interno del sito appunto della regione ci sono molti materiali didattici consultabili, per il catalano di Alghero in questo momento ancora no, però abbiamo anticipato da una parte, si va di pari passo, un po' va avanti uno, un po' va avanti l'altra come lingua, ma andiamo avanti comunque insieme. Ad Alghero già da 20 anni fa si faceva in maniera non istituzionalizzata, però comunque il comune con un'associazione culturale è entrato nelle scuole, faceva un'ora di algherese, un'ora di catalano di Alghero nelle scuole, quindi all'interno dell'orario curriculare non veniva fatto CLIL, veniva fatta lingua, se la vogliamo definire, come ha definito il professor Balboni, in maniera un po' folcloristica, nel senso buono del termine, è stato molto importante, però comunque lingua attraverso canzoni, attraverso filastrocche, attraverso comunque non una metodologia strutturata, intendiamo così, non come vera e propria insegnamento di lingua. Questo progetto poi è andato ad esaurirsi. Altro fattore molto importante è che comunque la regione lavora sempre e io sono un po' l'elemento anche di contatto, no? Tra la regione Sardegna e il catalano di Alghero, lavora con il comune di Alghero e collabora con l'istituzione che in realtà è la referente della politica linguistica del territorio, perché dovete pensare che Alghero è una cittadina di 45.000 abitanti e molto spesso ci ritroviamo ad essere una sorta di città pilota, perché comunque avendo un territorio circoscritto, una minoranza all'interno di un unico territorio, perché ovviamente ho visto che so che tutte le altre minoranze sono disperse nelle valli, comunque hanno diverse problematiche, noi ne abbiamo altre, ma non questa. Quindi il fatto del territorio circoscritto molto spesso ci aiuta ed è il punto di svantaggio per quanto riguarda il sardo, uno dei punti di svantaggio, che comunque è un territorio molto vasto e la varietà linguistica è ovviamente differente su tutto il territorio, da nord a sud, da est ad ovest, quindi porta ad altre problematiche. Successivamente a questa istituzione, quindi di questi corsi, dal 2015 c'è stata la possibilità come Regione Sardegna di fare dei corsi e io come responsabile dello sportello per il catalano di Alghero di concerto col servizio abbiamo deciso di indirizzarli ai docenti, quindi facoltativi. Ad Alghero dal 2015 al 2020 sono stati 6 annualità di corsi su 2 livelli, principiante e avanzato, hanno partecipato ogni anno 40 docenti più o meno.
ed è un buon numero, io ritengo che sia un buon numero per la proporzione con la popolazione e soprattutto col fatto che sono corsi facoltativi, quindi un buon gruppo. Con loro ho lavorato anche alla produzione di materiale didattico, abbiamo lavorato per quanto riguarda la storia, anche perché erano già a livello avanzato, quindi oltre a fare lingua, proprio assolutamente, quindi un insegnamento, una parte era dedicata ai laboratori, quindi magari sono stati fatti laboratori di diritto con produzione di materiale didattico, laboratori di storia, scienze, un po' tutte le materie, perché poi gli insegnanti erano di tutti gli ordini di scuola, quindi anche questo. E altro fattore che ha aiutato questi corsi ad andare avanti è la legge sperimentale dal 2009, legge regionale, che ha permesso l'insegnamento CLIL all'interno delle scuole. Quindi i docenti interni o gli esperti esterni, perché avevamo 2 graduatorie ben definite a livello regionale, presentavano progetti con gli istituti scolastici e dovevano o acquistare materiale didattico o produrlo. Quindi all'interno di questo gruppo di lavoro siamo anche riusciti a creare del materiale e a utilizzarlo poi all'interno dei corsi, quindi è la rete poi che deve funzionare. Altra cosa nella quale ci siamo resi conto all'interno dello sportello linguistico è che mancava proprio un materiale, come è stato detto precedentemente, non deve essere un materiale troppo tecnologico, perché dobbiamo essere al passo coi tempi ma non troppo, ed è stato creato proprio un libro per l'insegnamento, una grammatica molto snella e veloce per l'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole, che è questa, Vivin l'Algherese, attività didattica SU, ed è un volume che ho creato apposta per bambini, in formato diciamo proprio per l'insegnamento nelle scuole, con le regole base molto semplice. Io lo utilizzo anche nei corsi per adulti in realtà, perché comunque ed è molto importante avere un testo che non c'era ad Alghero, per fare in modo che la nostra lingua sia una lingua come tutte le altre, cioè come l'inglese, come tutte le lingue di maggioranza hanno un testo. Se si fa un corso di inglese e io ho un testo, perché non un corso di sardo, catalano d'Alghero deve avere realmente un testo moderno, con l'insegnamento, col CD, e se noi non siamo riusciti a realizzare anche il CD, cioè è quello poi secondo me il punto di forza e sul quale poi si deve lavorare anche con i docenti. Per non sforare continuo dopo. Grazie mille, dottoressa Portas. E dunque l'ultima relatrice del primo giro, la dirigente Gabriella Vernetto. Prego, dottoressa Vernetto. Grazie mille. Allora, intanto dovrei fare una precisazione rispetto all'insegnamento, al sistema scolastico valdostano. Quindi in Valle d'Aosta esiste un sistema di educazione bilingue che però riguarda le 2 lingue statutarie, cioè l'italiano e il francese, che sono insegnate a parità oraria in tutte le scuole, dall'infanzia al liceo, e sono anche usate come lingue veicolari, cioè lingue delle discipline. Il franco-provenzale e le lingue valse sono inserite all'interno o di progetti di arricchimento dell'offerta didattica o all'interno di animazioni condotte da esperti esterni, in particolare legate a un concorso decennale che è il concorso Erlogne, al quale partecipano anche le comunità di minoranza franco-provenzale di altre regioni d'Italia. Rispetto ai materiali didattici esiste evidentemente un manuale per l'insegnamento del franco-provenzale che però soprattutto concepito per gli adulti, per l'insegnamento agli adulti. Per il settore scolastico esiste una quantità notevole di supporti didattici realizzati sia dai guichet linguistique, gli sportelli linguistici per il franco-provenzale e anche per il Tilce e Toicio, e raccolti e diffusi sul sito del BREL, che è l'ufficio che si occupa della promozione del franco-provenzale, e nel sito del Centro Culturale Valser. Rapidamente, proprio per categorizzare le tipologie di materiali che vengono prodotti, abbiamo molti materiali legati alla narrazione, al racconto, perché il racconto
è accattivante per i bambini, per i ragazzi anche, li coinvolge maggiormente, e poi permette da un lato di valorizzare la tradizione delle leggende tradizionali valdostane, ma dall'altro anche di produrre testi nuovi. Ad esempio per i bimbi della scuola elementare è stata prodotta una versione della Pimpa di Alta in franco-provenzale. E poi l'aspetto musicale fortemente sentito nella nostra regione, ogni piccolo villaggio ha la sua corale, ha la sua fanfara, e quindi i gruppi musicali regionali hanno raccolto questo patrimonio tradizionale da un lato, ma dall'altro anche qui innovazione, modernità, per rendere questa lingua maggiormente attrattiva, come hanno detto i relatori precedenti. E poi il Covid ci ha obbligati a stare in casa e ci ha fatto però scoprire delle risorse che sono il multimedia, i video, e quindi ultimamente nel corso dell'ultimo anno sono stati prodotti dei supporti video, audio, multimedia, come diceva la professoressa Leone poc'anzi, che anche questi sono fruibili online. Un cenno particolare meritano i materiali prodotti nell'ambito di progetti europei come Lecturio Plus, che ha citato la professoressa Leone, al quale anche la Valle d'Aosta ha partecipato, e altri progetti che ci hanno permesso di creare dei supporti didattici per le scuole che sono stati regolarmente tradotti nelle lingue regionali, perché corrisponde alla filosofia di fondo, alla politica linguistica della regione, che intende promuovere la diversità linguistica e culturale, gli approcci plurali, e quindi sensibilizzare i ragazzi, i bambini sin dalla più tenera infanzia alla diversità delle lingue, a riconoscere le lingue, che siano lingue del territorio o lingue portate da altre persone che vengono da altri paesi e che sono venute a vivere sul nostro territorio. Grazie mille. D'orologio. Grazie mille professoressa Vernetto. Allora adesso passiamo al secondo tema della nostra tavola rotonda, che riguarda appunto la formazione dei docenti delle lingue di minoranza. Le domande specifiche riguardano appunto quali sono le iniziative di formazione ora in corso, e per iniziative di formazione facciamo riferimento sia alla formazione per le competenze linguistiche, sia alla formazione metodologico-didattica, e anche qua iniziative in corso e prospettive per il futuro. Torno a dare la parola al professor Altimari. Grazie. Allora, devo usare qui non il presente ma il passato, nel senso che la nostra cattedra, appunto, come le altre cattedre che dicevo, appunto, operano nel contesto appunto Arbresce, nel sud Italia. Ovviamente hanno svolto una serie di azioni di formazione che rientrano nei loro fini istituzionali. Per ciò che riguarda la nostra cattedra, devo dire che appunto per statuto, grazie anche qui alla lungimiranza di un grande trentino, che è un grande intellettuale, oltre che politico, Beniamino Andreatta, era stato inserito proprio nel 68 nello statuto, oltre che la lingua e la letteratura albanesi, anche dialetti albanesi dell'Italia meridionale. Cioè anche qui nel panorama accademico avere queste aperture in quei tempi vuol dire che insomma ecco, c'era qualcuno che guardava oltre. Ma a parte appunto questi corsi istituzionali che poi si sono allargati ad altri corsi specifici che riguardano proprio la didattica della lingua, oltre che la dialettologia, ma anche poi diciamo un po' la filologia, la linguistica non solo albanese ma anche quella balcanica. Come cattedra ci siamo fatti carico appunto dopo l'approvazione della 482 di organizzare diciamo 2 master universitari di secondo livello proprio per operatori linguistici e culturali delle comunità arbresce. Sapete che le nostre comunità sono disseminate in tutto il
centro-sud, appunto, dal Molise appunto, fino alla Sicilia, di fronte alla richiesta che veniva dagli enti locali. Qui devo sottolineare soprattutto l'attenzione di alcuni enti, in particolare la provincia di Cosenza, che si è subito data un assessorato alle minoranze linguistiche, quindi con una visione anche qui molto aperturista e attenta. Tra l'altro gli albanesi qui hanno un peso perché sono quasi l'8% della popolazione di una delle maggiori province italiane. Quindi ecco, grazie a questa spinta, ecco, ci siamo fatti carico di organizzare appunto, con questi enti, perché ovviamente la 482 non finanzia, come sappiamo, le università, di organizzare questi due master. Uno, tra l'altro, si è tenuto, tra l'altro il primo nel 2003 a Potenza e l'altro nel 2009 a Cosenza, in cui abbiamo formato una quarantina appunto di operatori che poi hanno concretamente sono stati impegnati in questo primo decennio che dicevo negli sportelli linguistici, sia quelli comunali ma anche in quelli provinciali di Catanzaro, Cosenza e Crotone, che venivano gestiti direttamente dalla nostra università. Ecco, grazie a questa iniziativa, ovviamente siamo riusciti appunto a formare appunto quasi 40 bravi, diciamo, laureati proprio su questo ambito, laureati che poi dopo questa fase, che ci hanno aiutato molto, perché gestendo questi sportelli hanno collaborato a un grande progetto che ha portato ad avviare un dizionario digitale dell'albanese d'Italia, questo coordinato anche con la cattedra di Palermo, perché ci siamo occupati qui di fare lo spoglio di tutti i testi antichi, oltre che lo spoglio, diciamo, delle raccolte di materiale dialettale nelle diverse aree, e siamo riusciti con la collaborazione di questi che abbiamo formato ad avere una serie di lessici nell'area calabrese, ovviamente, non solo cosentina, ma anche catanzarese e crotonese, ma anche in Basilicata, e fino ad arrivare in Molise, ma anche qui grazie a giovani studenti che ne abbiamo formati in questi nostri master. Quindi oltre ci sono stati altri che invece si sono occupati di appunto collaborare oltre a lessici, diciamo, dialettali, anche ad antologie varie che mi sono dimenticato di citare nel primo intervento. Quindi ecco, questi due master sono stati per noi molto importanti per avviare questa azione. Ovviamente speriamo di proseguire in questa azione, dicevo, anche se abbiamo difficoltà oggettive, perché anche qui, ecco, ricordo che i progetti noi li facciamo. Anche recentemente un altro bel progetto è venuto dall'Università del Salento, con diciamo, anche qui che riguarda le aree albanofone della Puglia, con un posto, diciamo, di ricercatore che appunto la regione Puglia in questo caso si è dimostrata molto più avanti, diciamo, e ha creato questo accordo di collaborazione con l'Università del Salento. Quindi ecco, l'attività di formazione ha riguardato sia gli operatori scolastici che gli operatori culturali. Sarebbe auspicabile, come dicevo appunto nel primo intervento, tornare a quella idea, più che idea, era già un progetto che vedeva appunto il coordinamento proprio di Gabriele Iannacchero, quel master, anche corso di aggiornamento per mettere finalmente insieme. Oggi penso che nella situazione in cui operiamo, un'iniziativa del genere, come dire, che comprenda tutte diciamo, le aree minoritarie e anche i centri universitari di appoggio a queste nostre minoranze, dal nord-ovest al nord-est al sud alle isole, penso che ci siano le condizioni per poter, così, anche qui con un intervento di coordinamento del Ministero, che penso che sia opportuno che queste poche risorse che sono rimaste alle minoranze
purtroppo sono poche risorse, anche perché nel frattempo si sono moltiplicate le minoranze e alla fine i progetti vanno a finire non nelle aree, come dire, nelle aree destinate, ma in aree che si sono dichiarate minoritarie. Ecco, faccio una parentesi qui per dire che nell'ambito scolastico magari finanziamo la scuola media di Reggio Calabria e non finanziamo la scuola di Bova, diciamo, con questa logica in cui con l'autodichiarazione accettiamo pure che città come Messina, come Reggio Calabria si dichiarino minoranze linguistiche. Allora a questo punto rivediamo un po' forse anche questi criteri, diciamo, con cui vengono riconosciute queste aree come aree minoritarie, diamo le risorse alle vere minoranze e non disperdiamole a pioggia a livello centrale queste risorse, ma incanaliamole su risorse che oggettivamente servono alle nostre comunità, progetti che, come dicevo, possiamo offrire tranquillamente, continuare ad offrire agli organi preposti, però è bene che si punti su progetti strategici che coinvolgono appunto gli enti locali, appunto il mondo universitario, anche le associazioni che operano nel territorio, e quindi lasciamo in questo modo una traccia significativa, diciamo, di questo impegno che sia più utile e meno, come dire, effimero di quello che è stato finora. Ecco, questo volevo dire, quindi nel confermare appunto questa, diciamo, disponibilità ovviamente in futuro a raccordare questi nostri sforzi e proseguire appunto in un impegno che ci veda appunto in un coordinamento, perché oggettivamente c'è una situazione oggettivamente diseguale tra le minoranze, cioè non c'è una parità di condizione tra le minoranze, non c'è una parità di tutela e quindi non c'è una parità di diritti attualmente. Ecco, per questo dicevo, superiamo questa situazione di oggettiva disparità utilizzando le buone pratiche per appunto far sì che appunto ci sia quello spirito che c'è stato subito dopo l'approvazione della 482 che vedeva appunto questo stretto coordinamento non solamente tra le forze intellettuali e culturali, ma anche nell'ambito accademico, quindi questa cooperazione fruttuosa nell'interesse appunto delle minoranze linguistiche vere, dicevo, ecco, non di quelle che poi ci andiamo ad inventare. Grazie professor Altimari, grazie per la riflessione che ha portato. E do la parola al dottor Iori. Ecco, allora, per quanto riguarda la formazione, inizialmente bisogna anche legarla a quello che è il, chiamiamolo sistema di ingresso, o meglio di arruolamento degli insegnanti nella scuola di Fassa. Perché? Perché praticamente è prevista la precedenza assoluta per i docenti che abbiano superato l'esame di conoscenza della lingua ladina col livello C1. Oltre a questo è prevista la riserva di posto per avere i posti a tempo indeterminato, sempre per coloro che hanno superato questo esame di conoscenza, questa certificazione linguistica. Per cui inoltre c'è anche la precedenza assoluta nei posti per l'amministrazione pubblica. Per questo, per affrontare anche questo esame, ci sono dei corsi di formazione, noi li chiamiamo corsi di alfabetizzazione per adulti, proprio per l'insegnamento della lingua ladina, sia per ladinofoni che per non ladini. Questi corsi sono per legge appunto organizzati e tenuti dalla Scuola Ladina di Fassa. Questo è anche questo fattore della precedenza e della riserva di posto è un fattore senz'altro anche di incentivazione allo studio e alla conoscenza della lingua. Non è però sufficiente. Non è sufficiente perché
perché una volta superato l'esame ci si potrebbe fermare lì e ciò non basta. Non basta a livello di continuità non solo nell'apprendimento della lingua, ma anche in una maggiore sicurezza d'uso della lingua. Oltre a questo, è prevista anche sia per la precedenza che per l'immissione in ruolo, chiamiamola così, da adesso, la partecipazione al corso di alta formazione Antropolad. Antropolad è un corso, diciamo, con dei corsi universitari, sostanzialmente, diciamo così, organizzati sotto l'organizzazione dell'Università di Bolzano, assieme all'Università di Trento, che propone appunto corsi sia di antropologia ladina e alpina, per cui sul piano culturale, e di linguistica ladina e di anche didattica del ladino. Per cui questi sono fattori che possono senza dubbio aiutare. Questi corsi non sono solo per l'immissione in ruolo, per la precedenza, eccetera, ma possono essere frequentati anche come formazione in itinere, formazione, diciamo, permanente anche per gli insegnanti già al lavoro, diciamo così. Oltre a questo, l'OLFED, ovvero l'ufficio in cui lavoro, organizza annualmente dei corsi di rinforzo linguistico per i docenti in servizio. Questo proprio perché ci sono ancora insegnanti che possono presentare ancora delle insicurezze, eccetera. Questi corsi di consolidamento linguistico servono anche per affrontare determinate tematiche relative, per esempio, all'uso dei neologismi, al confronto linguistico, all'uso della polinomia, di cui si parlava prima, che è fondamentale, perché non si può imporre una lingua puramente astratta, ma bisogna andare incontro a quelle che sono le esigenze e a quella che è la realtà linguistica del territorio. Ecco, una cosa forse su cui dovremmo puntare un attimino, su cui avevamo puntato precedentemente, è quello sul piano della didattica, cioè sulla formazione della didattica, non solo della lingua, ma anche dell'intervento, dell'offerta didattica che si fa in classe. Precedentemente avevamo organizzato dei corsi, soprattutto in collaborazione anche con l'Università Ca' Foscari di Venezia e anche con l'Università di Parma, proprio sulla didattica, per esempio con metodologia CLIL, sulla didattica ludica, eccetera, che abbiamo poi trasportato all'interno anche della produzione di materiale didattico che abbiamo impostato. Ecco, la formazione come formazione permanente è assolutamente necessaria. È necessaria anche perché altrimenti ci si fossilizza sia a livello metodologico sia anche a livello linguistico. E un altro fattore che è senza dubbio molto importante è cercare di portare anche delle innovazioni metodologiche, e su questo lo devo ammettere, bisogna ancora lavorare molto. Ecco, io mi fermo qui. Grazie e grazie ancora di averci invitato. Grazie mille a voi per aver partecipato. Molto bene, do la parola alla professoressa Leone. Sì, grazie. Molto in breve. Abbiamo progettato un'iniziativa a breve termine. Allora, dico subito che attualmente noi non abbiamo fatto nulla
l'emergenza Covid ci ha paralizzato, quindi non abbiamo fatto assolutamente se non una ricognizione così attraverso il comune di San Marzano per sapere cosa stavano facendo lì. Non abbiamo fatto nient'altro, però abbiamo progettato a breve termine, diciamo quindi per il prossimo anno, un corso breve online il cui tema è la valorizzazione del repertorio familiare e del repertorio linguistico familiare del territorio, con un focus esclusivamente pratico, applicativo, quindi un percorso breve che parte da una ricognizione delle attività che gli insegnanti già fanno in classe, quindi vogliamo mettere in luce ciò che già si fa su questo argomento per poi eventualmente arricchire attraverso altre attività e quindi altri materiali già realizzati che assomigliano un po' alla metodologia queste attività assomigliano alla metodologia del Sac d'Histoire sperimentata nel corso del progetto Lecturio. Questa metodologia del Sac d'Histoire, di cui è esperta la professoressa Gabriella Vernetto, è un approccio, diciamo, all'insegnamento delle lingue che coinvolge anche la famiglia, quindi si realizza a scuola ma si coinvolge la famiglia e si fa anche una piccola ricognizione delle lingue che la famiglia conosce o con le quali la famiglia è in contatto, no? Quindi nel nostro caso, nel caso della Puglia, ci sono anche le lingue parlate dai nostri migranti, quindi significa recuperare parte della biografia delle famiglie del nostro territorio. Quindi un focus di tipo applicativo e una modalità diciamo che spinge gli insegnanti anche a provare in classe le attività e quindi poi a riportare in gruppo ciò che è stato fatto. Questo è un progetto che immaginiamo per il prossimo anno sarà online perché vorremmo coinvolgere una rete di scuole pugliese, quindi ci farebbe comodo avere l'elenco di le 8 scuole che hanno risposto al quesito, diciamo al sondaggio di cui parlava prima la dirigente Marocchi. Questo invece siamo coinvolti, abbiamo dato la nostra disponibilità come CESMIL e come Università del Salento a partecipare alla seconda edizione della scuola SEPI. La scuola SEPI è una scuola che si è realizzata presso l'Unità del Salento nel 2019 in presenza ed è SEPI, l'acronimo SEPI sta per Scuola Estiva Plurilinguismo e Intercomprensione, che aveva diciamo l'intento di diffondere i materiali Lecturio Plus, ma soprattutto anche di dare una formazione teorica sull'approccio all'intercomprensione e in generale sugli approcci plurali, con un chiaro taglio verso l'inclusione, perché parte dei materiali prodotti sono stati adattati ai bisogni di bambini dislessici, quindi era, diciamo, c'era proprio la voglia di includere, no? Quindi di essere, insomma, rispettare i bisogni di tanti, e quindi di mettere in luce le varietà in termini linguistici, ma anche in termini di bisogni di apprendimento. E quindi ci sarà una seconda edizione di SEPI, questo ha pensato l'associazione di cui faccio parte, che è la PICAD, che è un'associazione francese e noi insomma ci uniremo. Non sappiamo se il corso sarà la parte
presenza del corso, perché il corso anche nel 2019 si è svolto in modalità ibrida, cioè blended learning, adesso si dice modalità ibrida e non blended learning per varie ragioni. Comunque sì, era una modalità mista sia in presenza sia online, e quindi vorremmo ripetere l'esperienza perché ci è piaciuta molto e ci è sembrata molto utile. Ed era comunque una scuola estiva internazionale, cioè hanno partecipato studiosi provenienti da diversi paesi. Purtroppo non ha quasi nessun insegnante ha deciso di unirsi, pochissimi insegnanti. Il primo anno, vero Gabriella, hanno partecipato soprattutto studiosi, qualche insegnante dalla Valle d'Aosta, dalla Puglia forse 1 o 2. Speriamo di migliorare, di coinvolgere di più la scuola, ecco, di riuscire a sensibilizzare la scuola ancora più su queste tematiche. Grazie. Certo. Grazie mille professoressa Leone, speriamo che, insomma, che questa nuova iniziativa abbia la fortuna che merita. Do la parola alla dottoressa Pons. Grazie, io vi riporto in Piemonte e ahimè anche rispetto alla formazione dei docenti, insomma la risposta secca è che in Piemonte non c'è un programma ufficiale di formazione dei docenti nelle lingue di minoranza. Che io sappia non c'è mai stato nulla nella facoltà, neanche nella facoltà di scienze della formazione, dedicato specificamente alle lingue di minoranza, che tra l'altro in Piemonte sono 4, non c'è solo l'occitano, c'è anche il franco-provenzale, il valser e il francese. Il francese se la passa meglio per ovvie ragioni, insomma, perché a scuola intanto ai genitori interessa che i bambini imparino il francese, più che non le altre lingue di minoranze, perché c'è già molto materiale didattico per la lingua standard, eccetera. C'è stato invece, diciamo, un tentativo da parte, diciamo, linguistica di inserirsi in questo tema della formazione degli insegnanti, in generale degli operatori che si occupano di gestire i progetti della 482. Anche qua si parla al passato perché è stato un master di 2 anni istituito dal 2005 al 2007, insomma coordinato dal professor Tullio Telmon, che ai tempi insomma ha formato molte delle persone che poi effettivamente ancora adesso lavorano nell'ambito. Quindi c'è stato questo intervento dell'università che poi in modo informale è continuato sempre da parte, diciamo, dei linguisti, con una serie di formazioni più episodiche, insomma, che sono state coordinate dalle associazioni locali. Quest'anno, anche qua, grazie forse al Covid, è stato chiesto a me e al professor Matteo Rivoira, anche lui incardinato all'Università di Torino, di tenere un corso di occitano online, non tanto per insegnanti ma per appunto operatori del settore, diciamo, lingue di minoranza, quindi chi si occupa degli sportelli linguistici, insomma persone a vario titolo interessate. Anche in questo caso l'online ci ha permesso, proprio per come è fatto il territorio, di raggiungere molte persone che insomma altrimenti non avrebbero potuto partecipare, però finora sono iniziative sempre legate non è l'Università di Torino che organizza un vero e proprio corso di occitano, ma sono le associazioni che chiedono a docenti dell'Università di Torino di fare per loro corsi di occitano. Perché non c'è questo coordinamento regionale? Secondo me perché attorno all'insegnamento tutti i nodi vengono al pettine, no? Cioè, intanto, diciamo, il nodo principale, che un po', insomma, chiamava già in causa il professor Iannaccaro, ha senso che noi insegniamo una lingua che non viene più trasmessa per via naturale? Questa è una prima domanda. A chi insegniamo questa lingua?
solo ai figli delle persone originarie del posto, oppure anche ai figli degli immigrati, dove la insegniamo solo nei posti dove davvero si parla ancora, o anche nei diversi comuni che hanno detto di appartenere alla minoranza linguistica ma dove questa lingua non si è mai parlata. Come la insegniamo per iscritto, oralmente, se la scriviamo, come la scriviamo, e poi la domanda principe, appunto, quale lingua insegniamo. Noi non abbiamo abbiamo una proposta di standardizzazione per quello che riguarda la lingua scritta, ma non c'è una proposta di standard per la lingua orale. Quindi diciamo probabilmente tutti questi problemi teorici hanno fatto sì che nessuno si volesse prendere la briga di coordinare l'insegnamento dell'occitano. Nonostante ciò l'insegnamento dell'occitano si fa anche bene in molte occasioni, è sia insegnamento scolastico sia forse soprattutto l'insegnamento che si fa nei corsi per adulti, che insomma in media contano ogni anno con una buona continuità un centinaio di persone iscritte, che voi direte non sono tante, però su una minoranza di 20.000 persone, 100 neolocutori potenziali all'anno non sono pochi. E appunto come dicevo prima, paradossalmente il non interventismo della regione offre in realtà la possibilità di mettere insieme tutte le varie associazioni che lavorano con prospettive anche molto diverse rispetto a quelle che sono le istanze di politica linguistica, sulle quali si potrebbe forse arrivare a una qualche sintesi solo lavorando insieme, evidentemente finché ognuno va per la sua strada non si può, e sicuramente quello che manca, proprio perché forse non c'erano le condizioni di base e non ci sono tuttora le condizioni di base per avviarlo, è una riflessione seria invece sulle modalità didattiche, nel senso che in qualche modo tutte le energie si disperdono nel rispondere a questi grandi interrogativi che per la nostra minoranza non sono ancora risolti, cioè appunto cose come si scrive, cosa si insegna, eccetera, e poi nel proprio come insegnare ci sono tanti tentativi lodevoli, ma non c'è una linea guida. Quindi in questo senso qualcosa si sta muovendo sul fronte, diciamo, linguistico, nel senso che l'idea è quella di andare verso una qualche istituzionalizzazione di un insegnamento dell'occitano dal punto di vista linguistico, e speriamo che questa cosa si possa estendere ai colleghi di scienza della formazione, insomma, perché evidentemente loro hanno le competenze che a noi mancano sul fronte linguistico. Quindi mi ha fatto molto piacere essere in questo consesso e sentire parlare sia esperti di didattica sia linguisti, perché trovo che questo connubio sia essenziale sul tema dell'educazione a scuola, evidentemente. Quindi grazie, ascolto con piacere gli ultimi interventi. Grazie mille, dottoressa Pons. Grazie mille. Dunque, dottoressa Portas. Sì, ritorniamo in Sardegna. Dal nord torniamo su un'isola. Allora, però un flash per quanto riguarda la normativa e lo standard, nel senso che dicevo prima fermento in questi anni, ma fermento anche in questi giorni. Notizie arrivano dal Comune di Alghero che il 12 maggio ha approvato lo standard linguistico. Quindi uno standard linguistico approvato con delibera di giunta, quindi l'istituzione delegata alla politica linguistica è arrivata a un nodo cruciale che credo che per tutte, come stava dicendo anche la dottoressa Pons, le lingue di minoranza sia fondamentale, no? Non mi addentro nelle questioni della lingua sarda, ma rimango sul catalano di Alghero. Molto importante perché è una norma che sono Català dell'Alghero, un modello d'ambiti restringit, dunque la nostra varietà, perché noi abbiamo una lingua madre che è il catalano standard, diciamo così, la nostra varietà ha dei criteri ben specifici di lingua scritta. Approvata oggi però una norma che era già stata decretata nel 2003, approvata da un'Accademia Catalana, Istituto di
Studis Catalans, ovviamente oggetto di numerosissime polemiche nel corso degli anni, però dal 2003 si è arrivati ad oggi a una sorta di consenso dalla parte delle associazioni, dalla parte istituzionale ed è utilizzata anche dallo sportello linguistico comunale ed è quella che comunque utilizzo anche io in regione da tantissimi anni. Norma che subirà sicuramente, avrà bisogno di revisioni, però comunque un primo atto istituzionale è stato fatto. Questo va di pari passo con la nostra norma regionale, la legge 22, che richiede, cosa richiede? A noi viene richiesta la certificazione linguistica per quanto riguarda i docenti e gli operatori di sportello linguistico di livello C1 del quadro QCER. Quindi norma molto stringente e la regione si sarebbe già dovuta attivare, ci saremmo già dovuti attivare come sportello, servizio di lingua sarda lo scorso anno per avviare la certificazione, le certificazioni sia di catalano di Alghero che di sardo che delle varietà alloglotte, ma anche quello è un altro discorso, ma ovviamente Covid, emergenze varie non si è potuto. Invece adesso si sta iniziando a programmare un percorso di questo tipo, ovviamente in collaborazione, come dice la norma, con le università della Sardegna e per quanto riguarda il catalano di Alghero con il comune delegato e enti istituzioni catalani, istituti e luoghi di cultura catalani, come supporto ovviamente alla nostra varietà, che è una varietà linguistica ben specifica e ben definita. Progetti, diciamo cosa c'è oggi. A parte i Quelda, del quale ho parlato fino all'anno scorso, erano attivi, Curso Ensegnanze, Lingue Didattica del Català dell'Alghè, corsi molto attivi e mi ha colpito cosa ha detto il professor Balboni, perché io ovviamente ci insegno, perché noi operatori di sportello regionale, oltre a tutta la nostra parte di traduzione, tutto quello che fanno tutti gli operatori di sportello in tutta Italia, immagino, noi facciamo anche formazione, adesso non so se qualche altro operatore si occupa proprio della formazione, ma noi facciamo formazione oltre ai docenti. Adesso è partito un corso di formazione di lingua sarda e catalano di Alghero ai dipendenti regionali, cioè seguiamo anche quella parte, non ci sostituiremo mai all'università, però comunque abbiamo un input perché abbiamo una nostra specifica, diciamo, curriculum, carriera lavorativa che ci permette anche di fare questo. Cosa succede? Quindi dicevo, quella è la cosa che mi ha colpito il professor Balboni ed è quello che un po' faranno anche i miei colleghi, mi porto la mia esperienza, faccio una sorta di lezione di non so solo corsi di lingua, ma corsi di sensibilizzazione. Si fa un po' di psicologia o sociologia, cioè nel senso la domanda era: cos'è un insegnante in una lingua regionale? Cosa significa sapere conoscere una lingua? Perché l'insegnante, come si può relazionare con gli altri docenti? Cioè arrivano già motivati, ma motivarli ancora di più e fare in modo che la loro passione si trasformi in quello che è all'interno del mondo scuola, perché sappiamo che il mondo scuola è un mondo molto, molto stretto, molto impegnativo, molto stringente, ci sono le norme e la passione del docente e la sua scelta deve intersecarsi e intrecciarsi con quella che è la sua professionalità e soprattutto ad oggi, siccome stiamo parlando sempre comunque di corsi facoltativi, quello è l'elemento fondamentale, non abbiamo l'obbligatorietà scolastica né dei docenti per l'insegnamento. Quindi poi è stato attivato lo scorso anno per l'anno scolastico 2020-2021 l'elenco regionale dei docenti, che molte altre minoranze, soprattutto del nord, hanno già sappiamo, e su 200 docenti iscritti, quindi pensate il primo anno, in regione 38 sono per la minoranza catalana di Alghero, di diversi ordini di scuola. Quindi, ripeto, è una minoranza attiva. Poi io ho poco tempo, vi dico le cose positive, non posso stare là sempre però ce n'è tante anche dall'altra parte. A supporto dei docenti, come sportello linguistico all'interno del servizio lingua sarda, abbiamo attivato dei videocorsi che si chiama Insulas, insegnamento unico delle lingue a scuola, per il catalano di Alghero, per la lingua sarda e dei videocorsi in italiano, per non di lingua ma come aggiornamento, quello che un po' mi auspico possa, non che un po', non voglio paragonarlo, ma mi auspico
il professor Iannacaro del master, insomma tutto quello di cui riprendere questo discorso molto importante, non come insegnamento della lingua ma come formazione in un mondo, e quello era veramente un passo molto importante. Dicevo, 58 video lezioni, ha partecipato professor Rivoira, so che Aline Pons l'ha citato, Antonella Sorace, Silvia Negrotti, Sabrina Rason, Vittorio Dell'Aquila, quindi per la parte dell'italiano, quindi comunque una formazione, ci tenevamo che fosse una prima aggiornamento molto importante per i docenti, quindi comunque con personalità del settore ci auguriamo di poter ripetere questa formazione negli anni a venire. Per il futuro ci aspettiamo, insomma stiamo lavorando sta lavorando al servizio per la certificazione, molto complicato, sia per il catalano che per il sardo, però bisogna partire perché la norma ad oggi ce lo richiede e bisogna comunque andare avanti e entrare veramente nel mondo della scuola in maniera incisiva. Ce lo richiedono un po' i docenti, anche se poi dall'altra parte a volte non hanno comunque loro la forza di poter essere incisivi, quindi comunque ci deve essere una collaborazione, una rete tra istituzioni e scuola, quella molto importante con l'ufficio scolastico regionale. Grazie dell'invito, vi saluto e speriamo di rivederci presto. Esattamente, grazie mille dottoressa Portas. Do la parola alla professoressa Vernetto. Grazie mille. Allora, rapidissima perché siamo tutti affamati, credo, soprattutto noi nordici che ceniamo alle 7:30. Allora, anche qui una precisazione preliminare, nel senso che per insegnare nelle scuole della Valle d'Aosta ovviamente bisogna superare un esame di lingua francese e abbiamo delle certificazioni linguistiche per gli studenti che però riguardano sempre la lingua francese. Che cosa succede per il franco-provenzale e le lingue valser? Sempre il BREL, il Bureau pour l'ethnolinguistique, organizza regolarmente dei corsi di formazione ogni 4-5 anni, l'ultimo è del 2019, che siamo riusciti a finire a inizio 2020, prima che iniziasse la pandemia. Come sono strutturati questi corsi di formazione? Intanto danno luogo, per chi supera gli esami, a una certificazione delle competenze che è riconosciuta a livello regionale, che permette l'iscrizione in un albo di docenti e di esperti animatori per il franco-provenzale e le lingue valser. Si compone di 3 moduli sostanzialmente, un primo modulo di 74 ore di tipo linguistico, quindi viene studiata la linguistica, viene studiato il franco-provenzale, la lingua franco-provenzale, le caratteristiche della lingua franco-provenzale e delle lingue valser, e poi una parte più laboratoriale sulla grafia, perché sovente anche i locutori nativi, che sono poi quelli che si iscrivono a questi corsi, usano il franco-provenzale ma all'orale, hanno delle competenze forti all'orale ma non scrivono. Perché? Perché la lingua della scrittura, la lingua della comunicazione scritta era fino al XIX secolo il francese ed è stato poi progressivamente sostituito dall'italiano. Anche se poi i giovani, ad esempio, adesso con i telefonini, gli smartphone, queste cose qui, chattano in franco-provenzale, però è una ricostruzione un po' fantasiosa della grafia, quindi c'è proprio tutto un percorso sulla grafia. Il secondo modulo riguarda la didattica. Qui sono 84 ore di didattica ed è didattica del plurilinguismo, approcci plurali, con un focus particolare sul quello che in francese si chiama éveil aux langues, sensibilizzazione alle diversità linguistiche e culturali, e poi soprattutto sull'intercomprensione per quanto riguarda il franco-provenzale, perché italiano, francese e franco-provenzale sono lingue romanze, ma anche per il Teach e il Teutsch, che sono lingue germaniche, quindi l'intercomprensione tra lingue germaniche e anche oltre, perché in fondo l'inglese è la più latina delle lingue germaniche e il francese è la più germanica delle lingue latine, quindi anche lì si possono trovare dei punti di contatto.
Questo approccio, questi approcci plurali delle lingue, l'intercomprensione, per quanto riguarda la didattica della lingua si insiste molto sull'approccio azionale e plurilingue che è sottolineato nel quadro comune europeo di riferimento, quindi non più affrontare l'insegnamento linguistico in modo isolato e parcellizzato, ma in modo globale, olistico. Corrisponde e coerente con quello che poi i ragazzi fanno a scuola, perché anche l'insegnamento linguistico a scuola viene affrontato in questo modo. L'ultimo modulo riguarda invece i linguaggi artistici e performativi, quindi teatro, musica, danza, ma anche arte, immagine, video, proprio per avere una formazione a tutto tondo, ecco, linguistica, didattico-pedagogica e anche artistico-culturale. Ogni modulo si conclude con un esame finale e si è ammessi all'esame finale se si è seguito per almeno l'80% del corso e poi si ottiene quindi la certificazione. Il primo modulo, quello di tipo linguistico, è obbligatorio. Se non si fa quel modulo non si può accedere agli altri. Gli altri due sono opzionali. Sì, direi che grosso modo questo è il quadro, ecco. Grazie mille, professoressa Vernetto. Dunque, noi siamo arrivati al termine del secondo giro di tavola rotonda. Siamo, ahimè, tardissimo. Con tutta la fantasia non ci saremmo immaginati di arrivare fino alle 8, però saremmo rimasti qua, credo, anche oltre ad ascoltare anche tutte le esperienze, anche con più con un maggiore grado di approfondimento, perché è stato davvero, davvero tanto interessante. E grazie mille a tutti voi per la partecipazione e per essere intervenuti nella tavola rotonda. E grazie moltissimo ai nostri plenaristi per i loro interventi che hanno preceduto la tavola rotonda, e grazie mille a tutti i partecipanti che hanno ascoltato l'evento di oggi e sono rimasti fino a quest'ora. Quindi grazie mille a tutti, speriamo, la mia speranza è che questo veramente sia proprio il primo di una serie di eventi, che non sia il primo e l'ultimo, ma che ce ne siano anche altri, e che ci sia appunto la possibilità nelle prossime occasioni di confrontarsi anche con le altre realtà di minoranza che oggi non sono state presenti, ecco, però ci sono e sarebbe sicuramente piacevole ascoltare e confrontarsi anche con i rappresentanti da altre comunità. Io cederei la parola alla professoressa Luise. Sì, grazie Ada. Soltanto un saluto velocissimo a tutti, perché appunto abbiamo fatto un'ora, come diceva Gabriella Vernetto, ora di cena. Anch'io sono nordica. Un'ultima cosa, questo evento si è svolto all'interno della Settimana della Cultura Friulana, verrà pubblicato un volume all'interno del quale ci saranno anche una qualche forma di atti, chiamiamolo così, anche di questo pomeriggio. Benissimo, allora, nella speranza di rincontrarci presto, magari in presenza, vero, sarebbe fondamentale. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e vi auguro buon fine settimana. Grazie mille a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti, grazie e buona serata. Grazie mille. Arrivederci, buona serata. Grazie, buona serata. Mandi a Duc di Bande dal Docusquele e dalla Società Filologiche Furlane. Maman.